Buongiorno, buongiorno. Avete visto come siamo partiti questa mattina sperando che questo airbag diventi obbligatorio? Troppi morti nelle strade e se non sono morti paralizzati, persone, ragazzi. Eppure la tecnologia, la scienza e la ricerca ha portato a livelli altissimi. Avete visto che airbag che salva la vita. Però purtroppo qualcuno ancora non ascolta. L'unico che sembra aver ascoltato questo airbag obbligatorio nelle moto e per cercare di portarlo avanti con Andrea Dan è l'assessore Andrea De Checchi, assessore comunale all'urbanistica e alla città dei servizi di Treviso. Perché? Perché quella mattina che c'era anche il signor Dan, poi uno dei rappresentanti più storici per quanto riguarda la sicurezza stradale dopo la morte della figlia Manuela, si è dato sempre molto da fare. Avrà anche sbagliato, avrà fatto anche qualche ciambella senza buco, ma dei ciambelli ne ha tirato fuori, ne sta tirando fuori. L'assessore aveva capito, c'è stato un convegno anche molto importante a Palazzo Rinaldi. Allora sentiamo e salutiamo l'assessore, l'avvocato Andrea De Checchi. Saluto anche Damiane Andrea Dabroi, coordinatore nazionale Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini. Grazie anche a lei, Dabroi, di essere qui con noi. Per quanto riguarda la protezione civile, anche qua c'è da discuterne tantissimo, sempre in prima linea, 24 ore su 24, le emergenze, i primi ad arrivare. Perciò grazie anche a Andrea Dabroi. Però inizierei proprio con l'assessore, l'avvocato Andrea De Checchi, a capire se si sta muovendo qualcosa dopo questo convegno, questo uomo che sta cercando di far capire che se si vuole si può proteggere il motociclista. Prego, assessore. Allora, devo dire, si sta muovendo qualcosa, nel senso che in occasione proprio del convegno che citavi, alla fine del convegno abbiamo distribuito a tutti i nostri consiglieri comunali un ordine del giorno che impegna il Consiglio Comunale di Treviso a farsi parte sensibile e quindi a promuovere l'airbag per le moto. È una campagna, quella di Dan, devo dire, giusta. Io non sono chiaramente un tecnico, quindi non mi so esprimere in maniera precisa sulla fattibilità tecnica, però devo dire che, dando per assodato che da un punto di vista tecnico e quindi di ricerca anche scientifica sulla sicurezza l'airbag si possa fare, io credo che sia assolutamente importante. Cioè, l'evoluzione tecnica dei mezzi è l'elemento che principalmente ha ridotto l'incidentalità. Se noi prendiamo delle statistiche degli ultimi 20 anni vediamo che l'incidentalità è migliorata, e bisogna dire è migliorata principalmente per i progressi tecnici delle macchine. Non vedo perché questo non possa essere applicato anche alla moto, anche perché ricordo che, come dice Dan, ed è una cosa che mi ha colpito, vi è in qualche misura una maggiore attenzione, ahimè, alla vittima del veicolo, della macchina, rispetto ad altri incidenti molto gravi che coinvolgono le moto, perché hanno un pubblico decisamente molto esposto. Quindi accendere l'attenzione e portare avanti questa battaglia credo sia fondamentale, perché, ripeto, l'incidente del motociclista molto spesso è un incidente grave, sia laddove porta, ahimè, al decesso, ma è molto grave anche quando non porta al decesso, perché porta magari a infortuni permanenti di grande gravità. Quindi immaginare di avere uno strumento che possa salvaguardare la persona e non utilizzarlo è qualcosa di folle, quindi credo che sia giusto accelerare le verifiche, e se le verifiche danno esiti positivi credo che sia una battaglia di civiltà renderlo obbligatorio. Così come lo abbiamo per le auto, non vedo perché non possa essere utilizzato per le moto. Io ho sentito anche diversi europarlamentari, li ho avuto anche ospiti, molti sindaci, e devo dire la verità, c'è questa sensibilità. Addirittura mi dicevano i sindaci: se vuoi Mirella facciamo una petizione, firmiamo, siamo tutti d'accordo, perché veramente quando cadi con la moto, se non sei protetto, sono veramente problemi, non c'è niente da fare, questi sono i risultati. Sentiamo anche cosa ne pensa
Andrea Dabroi, soprattutto ecco, oltre che come coordinatore della protezione civile, ecco, cosa ne pensa di queste iniziative che partono sempre da un privato, da un'associazione, ecco, un'associazione che cerca di fare del bene alla comunità, questo è l'obiettivo. Certo. Prego Dabroi. Sì, innanzitutto buongiorno Mirella, grazie per l'invito, un saluto a lei e a tutti i suoi telespettatori e all'ospite in studio. Per noi sicurezza credo possa comprendere sia una parola importantissima per il tipo di attività che facciamo, no? E quindi anche secondo me ben vengano queste iniziative, anzi anche per la mortalità e l'incidentalità, come diceva l'assessore, in moto lasciano segni importanti. Io l'ho vissuto purtroppo sulla mia pelle perché mio papà ha avuto un grave incidente, non in moto ovviamente, però con lui c'erano tantissimi giovani che avevano avuto questa brutta esperienza, insomma, che avevano varie ferite a vari livelli, anche gravi, che li lasciavano magari segni per tutta la vita. Quindi appoggio in pieno queste iniziative e ritengo non siano da supportare. Grazie Dabroi, è molto importante fare squadra, avere proprio i pareri favorevoli di coordinatori, di assessori, di sindaci, di europarlamentari. Capisce che la strada è più in discesa, non è in salita, perché se tutti quanti sono d'accordo che come c'è nella macchina bisogna farlo obbligatorio anche nelle motociclette, visto cosa è successo anche da gennaio ad oggi senza andare tanto lontano, forse qualcuno dovrebbe riflettere. Un'altra cosa importante, Assessore, adesso è l'urbanistica. Ecco, abbiamo anche Dabroi, quello che sta succedendo in Emilia, ecco, anche ieri, oggi, ecco, vedo che sospira Dabroi perché la partenza è quasi imminente, ormai vedremo cosa capiterà in questi giorni. Ecco, siamo disperati nel vero senso della parola, eppure, Assessore, lei è anche avvocato, lei ha in mano un potere enorme che è l'urbanistica. L'urbanistica è una cosa che fino a pochi anni fa nessuno sapeva neanche cos'era. Tu dicevi urbanistica e cosa sia sta roba? È quella che dà il là, dove costruire, come puoi fare, proprio sono delle regole importantissime, tanto è vero che quasi sempre l'urbanistica se la tenevano i sindaci per i piani regolatori, questo lo dice la Mirella ma è storia vera, poi si affidavano i tecnici e da là nascevano questi quartieri che poi si sono allagati perché sono stati costruiti, parliamo a 360 gradi, perciò non coinvolgiamo nessuno direttamente, però adesso vediamo i risultati. Oltretutto, una volta i nostri vecchi, i nostri lungimiranti, le case le alzavano coi solai per aria. Noi invece siamo andati sottoterra, noi sempre più profondi, sapendo benissimo, perché abbiamo anche gli addetti ai lavori, che abbiamo una fragilità che è incredibile, come proprio terreni, come proprio incredibilmente siamo fragili. Secondo lei, e qua le chiedo avvocato, ma questa urbanistica è tenuta in considerazione, che veramente dà le linee guida per quello come tu ti devi comportare, oppure il business va sopra l'urbanistica? Avvocato De Checchi. Allora, la domanda è complicata, nel senso, l'urbanistica è cambiata. La concezione storica dell'urbanistica e della pianificazione territoriale per molti anni è stata legata a un principio di sviluppo. Dal dopoguerra in avanti il tema era ricostruire, sviluppare centri urbani, quindi era molto focalizzata, adesso sintetizzo e forse anche banalizzo, sulla costruzione. Negli ultimi anni la pianificazione sta cambiando prospettive, molto più attenta ad altri elementi nella costruzione o nell'individuare le aree destinate alla costruzione. Devo dire che c'è ancora molta strada, a mio modo di vedere, da fare, perché le norme pianificatorie non possono non tener conto di una realtà che cambia sotto molti aspetti. Il coordinatore della protezione civile, colgo l'occasione anche per ringraziare il lavoro che la protezione civile costantemente fa in casi emergenziali da noi e anche esportando le nostre capacità dove ve n'è bisogno. La pianificazione però da questo punto di vista è fondamentale. Oggi uno dei temi di maggior portata che ci riguarda è proprio quello della sicurezza idrogeologica.
territori che hanno una propensione, come stavi dicendo tu, ad essere soggetti a interventi particolari legati alle falde, legati ai canali, legati alle acque, con peraltro fenomeni climatici che stanno rapidamente cambiando, devono essere recepiti rapidamente dalla pianificazione e far sì che questa determini una serie di leggi, di norme, di regolamenti che stabiliscano, ad esempio, non voglio essere troppo tecnico per annoiare i telespettatori, però nessuno una volta parlava di bacini di eliminazione, di invarianza idraulica. Oggi è impossibile, se qualcuno vuole fare un buon lavoro, non pianificare imponendo determinate norme che ad esempio prevedano la valutazione legata al rischio idrogeologico. Immaginare che io vado a costruire un palazzo da qualche parte e non prevedo che questo stabile abbia la possibilità di difendersi dalle acque, è qualcosa di assolutamente miope, sia rispetto al territorio che viviamo e soprattutto rispetto anche ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo in questo momento. Sentiamo come commenta Andrea Dabroi quando arrivate, quei disastri che trovate, queste famiglie che perdono tutto, hai voglia di fotografare, di chiedere i risarcimenti. Ho avuto un sindaco che ha detto: Mirella, devono ancora arrivare quelli di anni e anni fa. Ecco, cos'è che veramente vi intriga di più e poi vi preoccupa di più alla sera quando rientrate, che vedete questi disastri? Anche in questo periodo abbiamo visto veramente delle cose incredibili. Prego, Dabroi. Beh, allora vi riporto un esempio del recentissimo. A fine settembre siamo scesi per la 4ª volta in Emilia-Romagna, nel giro di 1 anno e mezzo. E dove siamo scesi? Negli stessi identici posti in 1 anno e mezzo. Purtroppo, secondo me, l'evoluzione climatica e quindi questi disastri ambientali sono più veloci di noi, e noi li stiamo rincorrendo. E secondo me, ma questo è un parere ovviamente da uno che la vive all'interno, l'emergenza e quelle cose lì, forse il nostro sistema paese, con le leggi, con i passaggi che dobbiamo fare, non è in grado di rendere efficaci subito gli strumenti che servirebbero per prevenire o per migliorare queste situazioni. Faccio un esempio banalissimo: dove siamo scesi adesso a settembre avevano fatto un muro provvisorio, chiamiamolo così, sull'argine, che se l'è portato via in 3 secondi. Ma perché? Mi ha spiegato poi il comune, il tecnico comunale, perché l'iter progettuale per poi portare a termine quello che dovrebbe essere stato l'intervento definitivo richiedeva una serie di passaggi che di lì a 1 anno, perché era 1 anno prima successo lì l'alluvione, non erano ancora terminati. Quindi loro avevano fatto un'opera provvisoria che purtroppo non è servita a niente. Quindi secondo me dovremmo un po' cambiare la nostra mentalità anche dal punto di vista dell'intervento per quello che riguarda il dissesto idrogeologico, perché è una cosa che ci capita ormai con cadenza. Se guardiamo l'autunno, ogni mese, ogni settimana, ogni 15 giorni c'è un qualcosa. Oggi adesso sta uscendo in Liguria, i fiumi stanno uscendo, c'è previsione che usciranno in Toscana, quindi qui veramente siamo nella soglia di un qualcosa, di un punto di non ritorno, secondo me. Quindi bisognerà affrontarlo seriamente e come diceva l'assessore, pensare bene anche ai piani sui fiumi, tenerli puliti, spostare tanta prevenzione, secondo me, perché non riusciremo a fare un cambiamento drastico in poco tempo. E quindi richiede uno sforzo di squadra, noi che possiamo dare supporto anche prima con prevenzione e dopo ovviamente quando succede, ma anche delle istituzioni che devono cercare di intervenire nel più breve tempo possibile, accorciando i tempi della burocrazia. Grazie Dabroi anche per la chiarezza con quale ha spiegato questa preoccupazione che abbiamo tutti quanti. Noi abbiamo il Piave, abbiamo il Sile, non è che siamo proprio così tranquilli, non si sa mai, come ha detto Andrea Dabroi, quello che non è successo in tanti anni può succedere in pochissimo tempo. La natura non la comandi, quando parte, parte, però la prevenzione sì, e ha ragione Dabroi, la prevenzione si dovrebbe fare, ma c'è la burocrazia. Però, avvocato, il Ponte Morandi dimostra che se il governo vuole, perché è un'opera importantissima, è un'opera che mette in sicurezza,
la burocrazia si può saltare oppure arginare, ecco, usiamo questa parola, arginare. Il problema è che si dovrebbe arginare anche in qualche altro posto, perché sono emergenze, sono veramente emergenze del paese. Abbiamo visto l'Italia, la conformazione idrogeologica dell'Italia. Ecco, perché non si fa questo? Eppure parte tutto dalla politica, perché è la politica che deve intervenire, perché è là poi che si va a parare. Prego, Assessore. Allora, adesso mi permetto di fare un discorso un po' più complesso. Spero di non annoiare nessuno e di farmi capire. L'utilizzo della protezione civile, così come anche di provvedimenti emergenziali, è di fatto una sconfitta, perché vuol dire che tu non sei riuscito ad applicare in via ordinaria un normale criterio di prevenzione. Non è vero, adesso sto chiaramente stressando un po' i concetti, non è vero che siamo di fronte a emergenze, non sono più emergenze. Cioè, che ci sia un problema di natura idraulica, che il cambiamento climatico è in atto da anni, non è vero che determina un'emergenza. Ormai è l'ordinario. Cioè, immaginare che possiamo o dobbiamo gestire con criteri emergenziali questi fenomeni è sbagliato, perché quando sento dire fenomeno eccezionale, non è vero, non è più così. Diceva bene il coordinatore della protezione civile, ormai stanno uscendo mensilmente e da anni, quindi non puoi più considerarli fatti eccezionali, sono fatti ordinari. Quindi bisogna pianificare, bisogna pianificare e prevenire. La burocrazia, in questo paese, la burocrazia è un male atavico, no? Perché qualcuno ha pensato, e purtroppo non è che abbiamo sempre dato dei buoni esempi di noi stessi, che siccome da noi un metro d'asfalto costa il doppio di quello che costa in altri paesi, perché ci sono dei costi complementari, allora dicono, qualcuno ha pensato che se aumento i controlli posso pensare che questi costi complementari / ruberie spariscono. La verità è che non è sparita la ruberia e hanno appesantito il sistema. Quindi bisogna lavorare in maniera molto più esplicita e cominciare a dire in maniera molto più esplicita che la gente deve smettere di rubare, deve smettere di fare le creste, deve smettere di gonfiare gli appalti. Allora tendenzialmente poi tutto il sistema burocratico poi dovrebbe finire, perché non è vero che fare più norme evita, tu devi mettere in galera i ladri, non devi appesantire per tutta quanta la comunità le norme per paura dei ladri. Allora, se un appalto va via più veloce, è un bene per la comunità. Tu devi far sì che l'appalto sia regolare, sia in ordine e sia veloce. Non devi consentire che un appalto sta in piedi 3 anni perché il cavillo, perché la norma, perché il ricorso, cercando di creare un sistema che eviti determinate situazioni. Non funziona più. Non funziona più rispetto a un mondo che viaggia con il pendolino e la politica che viaggia con il regionale. Quando tu hai assunto una decisione, hai pensato a qualcosa, quel pensiero, che a volte è anche molto arguto e molto, devo dire, di pregio, quando l'hai messo in atto è già finita da un pezzo. È vero quello che dice Assessore De Checchi, però è anche vero che noi in tutto questo ambaradan che lei ha spiegato abbiamo creato delle partecipate, abbiamo creato consorzi, enti, però alla fine la trasparenza non c'è. Tu cosa hai fatto? Cosa fai? Io pago perché c'è una tassa che viene pagata, non sono volontari, sono persone assunte. E io direi che sarebbe utile che a fine anno spiegasse ogni ente
quello che ha fatto, dove ha investito e quello che ha prodotto. Perché noi ci ritroviamo a pagare questi bollettini che arrivano, io li ho anche ospiti molte volte, e tutti fanno tutto. Ma allora se tutti fanno tutto, io non dovrei essere allagata, io dovrei avere anche una sicurezza per quanto riguarda la mia casa e la mia persona, visto quello che c'è nel piatto. E nel piatto c'è tanta roba, c'è tantissima roba. Cosa dice De Broglie? Lei è coordinatore. No, perché noi siamo in stato confusionale, perché è come nel mondo del volontariato, tutti fanno tutto, poi troviamo l'anziano morto in casa, la persona che deve arrivare al banco solidale e non ce la fa perché nessuno va a prenderla. Allora, inutile che ci vantiamo di avere 7.500 associazioni di volontariato se poi non siamo coordinate, e non arriviamo al dunque. E così vale anche per questo territorio. Cosa dice De Broglie? Allora, anche qua posso portarle una recente esperienza che secondo me è stata vincente. E qui devo dare merito alla struttura centrale, quindi a Roma, no? Che in questo caso qua hanno voluto, l'ultimo intervento che abbiamo fatto, quello che dicevo prima in Emilia-Romagna, hanno voluto far sistema a due delle più grandi associazioni che siamo noi e le Misericordie, no? E ci hanno messo a lavorare assieme. Ma lei lo sa che quello che avremmo fatto in 4 giorni l'abbiamo fatto in un giorno. E quindi è vero che far sistema e lavorare coordinati, io adesso porto l'esempio dell'ambiente alluvionato, che prima eravamo 1000 associazioni buttate lì, tutte spezzettate, ognuno faceva qualcosa, magari lo facevamo 2 volte e via dicendo. Coordinare, programmare e far lavorare e mettere a sistema le risorse porta sicuramente porta a un risultato più veloce e più efficace. Assessore? No, è sicuramente vero, voglio dire, ci sono delle esperienze che poi vanno anche replicate, che sono evidentemente di successo, come quella che è appena stata citata. Devo dire che accanto a esperienze buone, la moltiplicazione invece di soggetti interessati qualche volta crea danni, perché uno dei ritardi a cui, non conosco naturalmente il caso specifico, no? Però quello a cui Andrea faceva riferimento prima, su questa struttura provvisoria che è stata poi portata via dalle acque, quindi peraltro con denaro buttato via, perché la struttura provvisoria evidentemente qualcosa l'è costata, probabilmente non è riuscita a diventare definitiva perché le autorizzazioni che dovevano essere rilasciate erano di 3 o 4 soggetti, uno aspetta l'altro e questo porta a dei tempi lunghissimi. Credo che oggi, per quanto riguarda proprio il caso specifico della tutela idrogeologica del Paese, forse bisognerebbe veramente ragionare con una qualche forma di straordinarietà, e quindi creare un ente non per duplicare ulteriormente, ma per avere un soggetto che dalla A alla Z si occupi dell'emergenza idraulica e abbia tutti i poteri per poterlo fare direttamente. Abbiamo visto che qualche volta, soprattutto rispetto a esigenze importanti, alcune strutture commissariali funzionano bene. Lo facciamo per eventi sportivi, vedi le Olimpiadi, lo facciamo per eventi straordinari. Oggi questa è qualcosa che, ripeto, nella sua oramai tragica ordinarietà necessita, secondo me, di poteri straordinari di intervento. Allora apriamo il centralino con Erminia. Vai Erminia. Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. E allora se è una comunità e si può fare, ognuno mette qualcosa, no? Io metto l'eccesso della mia pensione, che dice che ho tanti soldi, metto qualcosa e tutti si mette qualcosa e insomma, se non fosse tutta questa gelosia, quello che è mio, quello che è mio, quello che in più si mette per queste situazioni. Basta così Erminia? Sì, cosa devo fare io? Perfetto, hai detto quello che pensavi. No, va benissimo Erminia. Allora, quello che si capisce da questa telefonata è il bene comune. Bene comune che è la comunità. Io devo aiutare la comunità. Questa parola che era sparita completamente, non si sentiva più, ultimamente, non si sa perché, sempre in campagna elettorale viene fuori e parole più strane, più importanti, chissà perché. De Broglie sorride, ma sa che la Mirella dice quello che pensa. Però finalmente è uscita
questa parola comunità. Ma chi è che fa comunità? È il volontario. È il volontario che nel momento dell'emergenza non c'è la burocrazia, basta solo che il sindaco alzi il telefono e arriva immediatamente, è il primo a partire, c'è niente da fare, è il volontariato che si rimbocca le maniche e aiuta la comunità. Sbaglio o è così, Dabroi? Dio, sì, allora che fa comunità è vero, il volontariato, e lo stiamo vivendo sempre di più, e anche se adesso dirò una cosa che tantissimi mi odiano, il movimento di quelli che chiamano gli angeli del fango, che deve essere gestito, perché deve essere gestito e non lasciato allo sbaraglio, è un indice di questa cosa. Anche i giovani cominciano a capirlo e vogliono partecipare a questo movimento, a questa solidarietà, e ne partecipano parecchi, ve lo dico, anche l'ultima, ne sono arrivati tanti, con la differenza che adesso sempre il sistema centrale ha cercato di organizzarli, e quindi nell'ultima emergenza ce li siamo gestiti, li abbiamo messi dove possono lavorare non essendo formati, quindi vuol dire aiutare la vecchietta in casa, portare fuori le robe rovinate, o pulire dentro la casa, portare fuori i tappeti, tutte quelle attività che magari scaricano il sistema che è tecnicamente più preparato, però aiutano comunque e fanno comunità, perché la vecchietta vedersi arrivare 3-4 giovani in casa che gli danno una mano, io vi dico, cioè si dimentica del dolore che sta vivendo, perché si sente supportata, si sente parte di un gruppo, si sente parte della comunità. Sì, è vero, anche perché io sono molto fiduciosa con i giovani, Dabroi, io veramente sarà perché vivo molto con loro e devo dire che abbiamo dei ragazzi che sono meravigliosi. Abbiamo dei ragazzi, purtroppo i cattivi esempi sono quelli che fanno odio, aspetta che dico giusto la parola, se Napoleone mi rimprovera, ma io devo parlare molto semplice anche per i diversamente giovani. Però devo dire la verità che gli esempi che io ho sono veramente dei buoni esempi. Il problema è che non sono ascoltati. È inutile che ci arrabbiamo perché non li abbiamo nel mondo del volontariato. Non sappiamo andarli a prendere, non li intrighiamo. Loro vogliono essere intrigati, vogliono fare, sbagliando, come dice Dabroi, però ci sono, insegnami. Io sono arrivato, sei tu che devi prendere in mano la situazione, perché io ci sono. Certo che se mi lasci a 360 gradi vado di qua, vado di là e magari creo anche problemi e non metto in sicurezza anche la mia persona e quella degli altri, però ci sono, capisce Dabroi che ci sono, il problema è che non li sappiamo ascoltare, non li prendiamo per mano, sono sparsi così. Non è che il mondo del volontariato abbia dato tutti questi buoni esempi, perché c'è un volontariato puro, buono, ma c'è anche quello tra virgolette, qua se ne parliamo, vogliamo parlarne. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda l'airbag sulle motociclette, inutile che facciamo tante storie, perché va in porto, se fa una legge e basta. In Italia se ti fa una legge che ti obblighi, io d'opera, se no è tutto tempo perso. Fa una legge e fine, ti ha da metterti e fine, chiuso. Se no, quando ho avuto vincere chi si lo metta, non c'è niente da fare. E quanto riguarda il disastro che avevo con tutti questi comuni che fa e che brilla, guarda che i piani dei lavoratori, per i comuni, gli stai un banco, ma per il fatto, per i scegliere gli oneri di tutte le robe che fa fare. Deve sempre stare un certo permissivismo, no? Adesso che gli avvenesi con l'acqua arriva al culo, tutti imparano a e difatti se 30 anni chi le dice stai attenti perché fra poco arriva questo, arriva quello, ma no, non è vero, i scienziati non capiscono niente, è colpa nostra, di come che usiamo la terra che il Signore ne là. E ora, se vogliamo mantenere anche per i nostri nipoti, bisogna che vogliamo bene la terra, perché senza dell'acqua anche che serve, non mangiamo nessuno. Cara Mirella, bisogna che facciamo questa roba qua dopo i volontari, quelli santi, tutti quanti i fiori che fa il volontariato, però lui ha visibilità come che ti DDP, gli dovrei dare tutti gli strumenti per poter aiutare la gente. Avremmo risolto un problema più grosso dell'economia, perché ci 10 milioni di persone che non si cura perché non ha i soldi per curarsi. Va bene,
Ma siamo lì a parte robe che noi si mette a posto e robe che serve per la povera gente, non per chi che sta bene. Chi che sta bene se l'ambia, nel senso che risolvi i suoi problemi. Ma un vecchio in solo casa, ma come si fa? Guarda che ora, questo con un bottone, sa quando che siamo nati, cosa che avevamo, cosa che facciamo. E perché non riesce a fare queste robe qua? Grazie Rinaldo, grazie della telefonata e del supporto. Grazie caro Rinaldo. Allora sentiamo come risponde l'avvocato, l'assessore Andrea De Checchi alla telefonata che abbiamo sentito, anche quella di Erminia, e poi andiamo in pubblicità. Prego assessore. Allora, sono telefonate che fanno piacere perché devo dire dimostrano, per usare questo termine, che la nostra comunità c'è ed è pronta anche a fare il suo per dare una mano. Il volontariato è fondamentale in questo paese. Io però anche qui vorrei fare un distinguo, nel senso che il volontariato è, ripeto, fondamentale. Non deve però diventare la scusa per non intervenire. È un bene e vanno ringraziati assolutamente tutti i volontari che in tutti i settori si occupano di integrare quello che dovrebbe fare il pubblico. Però non dimentichiamo mai che c'è un obbligo da parte dei governanti di risolvere determinate situazioni. Quindi devo dire che il volontariato va protetto, incentivato, razionalizzato, sostenuto, ma non deve mai diventare il motivo per cui qualcuno se ne lava le mani, perché dice tanto se ne occupano i volontari. Non può funzionare così. Quindi bene dare visibilità, bene proseguire, bene incentivare, ma attenzione che ci sono soggetti che hanno degli obblighi specifici di seguire determinate situazioni. È vero, però è anche vero che l'abbiamo visto con l'aumento della povertà, assessore De Checchi, che sfortunatamente sono aumentati i banchi alimentari, gli importi solidali. Questo dimostra che quello che ha detto lei, tra il dire e il fare c'è di mezzo il male, non viene fatto. Allora questo volontariato si rimbocca, come ho detto prima, le maniche, apre ancora altri empori per cercare di soddisfare. Voi avete visto nelle grandi città le code che ci sono, che vanno a prendere la borsa della spesa. Io ieri poi vi farò vedere che c'era appunto l'emporio solidale aperto in provincia. Ecco, è una catastrofe perché non ce la fanno neppure con 2 stipendi, come ho detto altre volte, arrivare alla fine del mese. È una tragedia, perché parlare è un discorso, ma vivere la tragedia è un altro. È facile parlare con la pancia piena, ma quando hai la pancia vuota e devi risolvere il problema, il figlio che cresce, la scuola, la tassa, la rata del mutuo, l'affitto, devi fare la spesa, devi andare a lavorare con la macchina, perché diciamoci la verità, non è che abbiamo questi mezzi neanche qui da noi così a portata di mano. Diciamo, se vuoi andare a Monastier dopo le 9 non si neanche più a Corriera, perciò è inutile che ce la giriamo, bisogna dire anche quello che è. Però bisogna migliorare, e per migliorare come si fa, assessore? Bisogna fare una squadra di persone competenti, preparate, sensibili, perché sennò fra 10 anni torneremo a parlare delle stesse cose, perché se non si capisce l'importanza di quello che si dice e farlo fare da persone competenti, rimaniamo fermi. Pubblicità. E siamo con l'avvocato Andrea De Checchi, assessore comunale all'urbanistica alla città dei servizi di Treviso. Siamo collegati anche da Miani con Andrea Dabroi, coordinatore nazionale protezione civile ANA, Associazione Nazionale Alpini. Allora Dabroi, io ho avuto i vari vertici dell'ANA e devo ringraziare Favero e tutta la squadra, che quando si parlava di ragazzi e di questi veramente centri del volontariato, che sono anche gli alpini, che accompagnano questi ragazzi anche nei campi scuola nel periodo estivo, i numeri che ci sono. Tutti vogliono ritornare quando hanno fatto magari la prima volta, numeri che non si aspettavano, allora c'è qualcosa che non mi torna.
Allora non è vero che i ragazzi non ci sono e non vogliono fare, forse non abbiamo capito che dobbiamo andarli a prendere come avete fatto voi, andarli a prendere, portarli e forse ci riusciremo, però c'è qualcosa che ce lo impedisce, come dice lei, qualcuno che non vuole che facciamo squadra, ma se ci mettiamo tutti assieme, Dabroi, tu ne prendi 10, tu ne prendi 5, tu ne prendi 1 in base alle possibilità che abbiamo, perché tutti abbiamo bisogno di volontari, abbiamo qua le associazioni che vengono, perciò so quello che dico. E invece cosa si fa? Per carità, con tutto il rispetto della lezioncina in classe, che se te che l'intrighi dote si esalta, bravo, ma di più, 2, non andiamo a prenderli e portarli. Allora, devi a che fare, avere o il dirigente sensibile che capisce l'importanza del progetto che tu esponi e dice io ci sono, ma se trovi il dirigente che inizia a dire mi porti il progetto, ma la burocrazia, ma l'assicurazione, allora Mirella prende le carte e dice scusi ho sbagliato ufficio, torneremo più avanti sperando che cambi il dirigente, perché non ci siamo. Tu non devi guardare le carte, devi capire quello che è l'obiettivo. Intrigare i giovani col mondo del volontariato su progetti comunitari, diciamo così, si può dire assessori comunitari, per fare il bene della comunità, diciamo territoriale a questo punto, per un bene comune, niente da fare. Ognuno diviso, ognuno col suo campanile, ognuno col suo cerchio magico politico e non si va da nessuna parte. Abbiamo aumentato i suicidi anche tra i giovani, avete sentito anche quel ragazzino? E chi è che ferma il bullo? Chi è che ferma il bullo? Assessore, lei è anche avvocato. Ma come? 4 bulletti che tengono in mano sindaci, cittadini, forze dell'ordine, perché se li mettiamo in fila non sono tanti, è inutile che me la vengano a raccontare, non ci siamo con i numeri. Eppure che sanno loro benissimo, perché molte volte sono minorenni, tanto qual è il problema? Non ho il problema di fare quello che voglio, meno ho la visibilità, ho il social che mi fa vedere e noi subiamo. Ma si può andare avanti così o cerchiamo di fermarli in qualche maniera, magari dandone di più anche da Broi quando vanno in Emilia, coordinati naturalmente, no, buttati là. Coeducatori, li abbiamo gli educatori, sì, vogliamo impegnare anche questi educatori a fare qualcosa di buono, perché io non penso che siano così, cosa dice Dabroi, così terribili come pensano, perché se li prendi bene per i capelli come fa la Mirella ogni tanto, io vieni qua, guardami bene, cioè non è che poi sollevi al sole e si scioglie. Certo che la prima cosa che vedo anch'io è quella di aggredirti, lo so, io sono stata aggredita da 7, perciò so di cosa che parlo, però se cominci a aver paura, ed aver paura non ce n'è più per nessuno. Infatti io continuo a dire, assessore, che io non ho paura di uscire nella mia città. Non è una città pericolosa. Certo devo stare attenta, per carità devo avere le antenne, ma non mi venga a dire che non si gira a Treviso tranquillamente perché ci sono 2 o 3 gruppetti. E cos'è successo? La paura. Perché qual è il messaggio che è passato? Messaggio, stai attento al diverso, stai attento al ragazzino vestito in certa maniera, stai attento a quel gruppetto, guardali e cambio strada. No, non ci sto, assessore, non ci sto, prego. Allora, tanti temi. Allora, partiamo da quello più semplice. Treviso è una città sicura. È vero che a volte la percezione della sicurezza è diversa poi dalla sicurezza vera e propria. Quello che dici tu, immagina magari un'anziana che non ha la tua esplosività, che passa in mezzo a 10-15 ragazzini che scherzano, ridano, magari insultano. Non succede niente nel 90% dei casi, però la percezione di quella persona potrebbe essere di non essere sicura. E quindi bisogna certamente lavorare anche in termini di percezione, non solo di sicurezza oggettiva, che obiettivamente c'è. Tanti ragazzini, allora anche qui secondo me hai ragione, non sono poi così tanti, sicuramente è molto maggiore il numero di chi invece si spende nello sport, nel volontariato, nelle attività a sostegno. Chiaramente, come sempre, sai, fa rumore o fa più rumore perché fa audience, fa ascolto, fa vendere i giornali, e evidentemente invece è la notizia di qualcosa che non funziona. Io devo dire però, anche qui devo fare una critica un po' al sistema paese, pur essendone, per quanto a livello comunale, un rappresentante. Ci sono
evidentemente due grandi teorie e io non ho la cultura adatta per dire quale sia la più idonea, no? Di fronte a un ragazzino che sbaglia tu puoi intervenire per punire e certamente devi anche intervenire in prevenzione, no? Quindi investire in prevenzione e punire sono due teorie, no? Anche se vogliamo riassumerle, no? Anche un po' banalmente, no? Lo scappaccione se sbaglia dice quale delle due aiuta di più. Personalmente sposo più la prevenzione. La verità è che però abbiamo fallito in entrambe perché non puniamo come si dovrebbe e non facciamo neppure prevenzione. Quindi devo dire, stiamo realmente, secondo me, non cogliendo il significato del disagio giovanile, no? Perché dovremmo trovare quel giusto mix tra riavere anche un po' di autorità, nel senso non è tutto consentito, non è tutto legittimo e se sbagli una qualche sanzione devi averla. L'importante è che la sanzione sia mirata a farti rientrare nella società, non a renderti ancora più emarginato, e al tempo stesso bisogna lavorare su famiglie, scuole, perché succedano il meno possibile. Dovrebbe funzionare così, la famosa squadra, famiglia, scuola, ragazzo. Abbiamo la nostra Nadia, ciao Nadia cara. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Dato che c'è l'assessore De Checchi, volevo ricordare la famosa strada dei tappi. Stiamo ancora attendendo. È una cosa vergognosa. Vergognosa. Non prendete in giro i cittadini. Non dite una cosa e dopo non la fate. Almeno non dite niente e quando avrete deciso, è da 44 anni che abito qua. Da 44 anni che mi batto. Tutti uguali. Tutti uguali. Non ne levo uno. E dopo volevo dirti, Mirella, ieri è venuto mio nipote Andrea al parco dello Storga. Sì. Sono venuti a visitare una sezione del Planck e è venuto per trovarti, per salutarti, ma tu arrivavi a luna. Comunque hai lasciato detto ai tuoi... Grazie, c'è il nostro Fulvio non vengono i politici ma vengono gli studenti. Sì, hai ragione. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, facciamo anche gli auguri a Nadia che sta passando un momento bruttissimo, assessore, ma lei è una guerriera e siamo sicuri che ce la farà, lo dico perché l'ha detto in diretta, momento molto critico per Nadia. Perciò io penso che questo cittadino deve essere preso in considerazione. Certamente. Io capisco gli impedimenti che ci sono, però Nadia dice anche una cosa giusta, se non si può fare si dice di no, non si dice niente, che è la cosa più importante che ci sia. Allora, visto che abbiamo parlato di ragazzi, io vorrei vedere questi ragazzi bravi, io li ho visti al Teatro Comunale, questo concerto meraviglioso dai 12 ai 22 anni, una cosa meravigliosa, perché questi sono i buoni esempi. Andiamo a vedere allora il primo concerto Sinfonie di un dono. Andiamo a sentirli e poi sentiamo il commento dei nostri ospiti.
Cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia. Ecco, allora, che lei ci presenterà, sì. Prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra credo da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco. Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Ecegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici che magari nascoste, che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Troian. Il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle e effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi giovani, e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi. Gianfranco Valeri, hai sentito cosa ha detto questa ragazza? Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Sì, sono collegato, ho sentito tutto, e mi fa battere persino il cuore una ragazza che parla così. Sì. Ecco, approfitto signora Mirella, perché c'è l'avvocato in studio, nonché un po' un politico, diciamo con un po' di esperienza. Avvocato, questi giorni ha sentito per televisione, si facevano una paura tremenda su questa finanziaria, che tasse di qua, uno non tasse, l'altro tasse. Ma avvocato, la riforma degli enti locali, che si potrebbe recuperare migliaia di euro, dove si fanno le riforme? Sa che riforme hanno fatto il 110? Quella è stata una riforma che ci ha buttato a tappeto. Non so se mi spiego. Avevamo un patrimonio edilizio sia comunale che statale, e lì allo sbaraglio abbiamo messo a posto le case ai ricchi e abbiamo un debito che devono pagare i poveri. E questa è la politica, dobbiamo dire la verità. Ecco, io avvocato, è 10 anni che mi batto per un piccolo emendamento, un piccolo emendamento. Io lavoravo in comune, per questo le so queste cose. Perché venissero eliminati i tabelloni elettorali. Si immagini un mio comune piccolo spende circa 3.000 euro per l'allestimento e poi togliere i tabelloni elettorali, moltiplicati in tutta Italia. Immagini i soldi. Però sa perché? Perché fare riforme vuol dire perdere voti. Invece i politici dovrebbero imparare a fare un po' anche i statisti. I statisti lasciano il segno, i politici sono solo, cioè quelli che vogliono solo i voti, sono solo chiacchieroni. Ecco, volevo il suo parere. Buongiorno, grazie avvocato e buon lavoro. Ciao Gianfranco, grazie a te. Prego, assessore De Checchi. Ma io sul principio sono assolutamente d'accordo. Ci sono tante cose che possono migliorare. La riforma degli enti locali è qualcosa alla quale prima o dopo bisognerà mettere mano, sicuramente.
ecco, l'importante è che non si pensi sempre a tagliare sui comuni, perché il comune è a volte bene, a volte male, a seconda delle persone che in quel momento storico lo rappresentano, comunque l'ente più vicino al cittadino. Il sindaco, le giunte, i consiglieri comunali sono coloro che sono più vicini ai cittadini e che ne percepiscono bene le esigenze. Quindi io mi trovo assolutamente d'accordo sul fatto che si possono portare a casa moltissimi denari da una razionalizzazione di sistema. Mi piacerebbe che partisse, come sembra, a livello ministeriale e poi arrivare ai comuni, cioè che si parta dall'alto e si arrivi verso il basso, non sempre è solo il contrario. Però bisogna certamente intervenire, ha ragione, cioè bisogna intervenire, la riforma è importante, assolutamente importante. E per quanto riguarda questi ragazzi, questi esempi bellissimi che abbiamo visto, questa grandissima orchestra creata dal grande uomo, dalla grande sensibilità di Tullio Giacomini, che lei conosce, è stato il primo ad aprire il mondo ai diversamente agili con questo quadrifoglio, questa certo, che è un'istituzione. Ecco, cosa vuole dire? Pure gli esempi li abbiamo, però non mi sembra quella sera di aver visto molti politici partecipare. No, lei sorride, mi viene da piangere, altro che sorridere. No, perché, Assessore, sono serate importanti, sono serate dedicate al dono, alla donazione. Come mai la politica è sempre così lontana, quando invece dovrebbe essere presente per far capire la sensibilità? Prego. Allora, devo dirti, sempre con un po' di dispiacere contraddirti, devo dire che da noi a questa latitudine la politica è anche abbastanza presente, è un po' a tutte le cerimonie, gli eventi. Devo dire però che con dispiacere a volte i buoni esempi non fanno notizia. C'è sempre questa volontà di vedere le cose brutte, no? Le cose belle sembra quasi che non piacciono, cioè non piacciono da un punto di vista mediatico, no? E il fatto che cose belle non abbiano clamore molto spesso non attirano il politico, perché sapendo che non c'è grande attenzione mediatica non c'è passerella, e se non c'è passerella a volte la politica è distratta. Però devo dire che questo da noi succede raramente, nel senso che io non parlo solo di Treviso e non parlo solo delle amministrazioni di centrodestra del territorio, ma anche delle altre. L'attenzione ai nostri giovani, alle manifestazioni, almeno qui secondo me in maniera trasversale, è sempre molto alta. Mi spiace, questo lo devo dire con franchezza, che cose belle come l'orchestra o altri eventi, altre manifestazioni culturali e sportive che danno veramente il senso di quanti bravi ragazzi noi abbiamo, non trovano la visibilità che dovrebbero avere, e non la trovano perché c'è questa, come posso dire, mania un po' o curiosità un po' morbosa, per cui i due ragazzini che si picchiano in Piazza Borsa fanno più notizia dei 1000 ragazzini che da tanti anni decidono a 12 anni di suonare uno strumento e fare quell'opera d'arte che poi è quel concerto che è stato fatto. Sentiamo cosa ne pensa anche Andrea da Broi, a vedere e a sentire questi ragazzi. Ha sentito da Broi 1000 persone, 1000 ragazzi sono passati in questa orchestra. Prego. Beh, ecco, quello è una delle attività per intercettare i ragazzi, ovviamente la musica, come diceva anche l'assessore, poi lo sport, l'attività nel sociale. Noi, ecco, dobbiamo essere bravi, e io qua mi metto dal lato genitore perché ho un 16enne in casa, a fargli vedere che esistono queste cose qua, perché secondo me il male, tra virgolette, perché magari non è un male, perché ovviamente noi vediamo sempre con gli occhi di 50 anni fa o 40 anni fa, no? Però secondo me loro vedono solo quello che poi possiamo chiamare l'io, no? Cioè ci sono io adesso coi social, coi telefoni, sono a casa, non esco più, non prendo la bicicletta, vado a farmi il giretto a trovare i miei amici come si faceva una volta, no? Hanno sto telefonino. Nel momento in cui invece li inserisci in un sistema più grande, gli togli il telefono e li fai vivere assieme, loro cominciano a scoprire che c'è anche un noi, e che questo noi può portare a qualcosa di molto più appagante di quello che gli dà
il telefono o il vivere qui o essere sul divano o non lo so, o chiudersi in casa solo attorno per vivere una vita solo intorno a loro, insomma, limitata a quel poco spazio. Quindi dobbiamo essere bravi anche noi a creargli queste opportunità che, confermo, loro sanno cogliere poi alla grande, perché poi quando le vivono le assorbono, le assimilano e le trasmettono agli altri. Questo può diventare tipo una macchia d'olio che cominciamo dal piccolo, la facciamo diffondere e poi li coinvolge e li fa migliorare. Grazie, veramente grazie a quello che ha detto Andrea Dabroi, anche se io aggiungo che fare questo, togliere il cellulare, vuol dire impegnarsi come genitore, vuol dire entrare in un gioco e questo preoccupa molto, meglio lasciare il cellulare che ho molti meno noi sì da spiegare. Grazie veramente Andrea Dabroi, coordinatore nazionale di protezione civile ANA, Associazione Nazionale Alpine. Come ci saluta Assessore De Checchi? Ringraziandovi naturalmente dell'invito, che è sempre cosa assolutamente gradita, perché il tuo grande merito, noi a volte, sai, corriamo il rischio di vivere un po' una bolla, no? Perché l'attività è frenetica, quella professionale, quella politica, appuntamenti che si susseguono, incontri, e quindi qualche volta potresti essere quasi un po' slegato dalla realtà, no? E quindi ti ringrazio, perché la tua trasmissione è uno dei posti dove invece, grazie ai tuoi telespettatori e agli altri ospiti, hai sempre qualcuno che ti tira la giacca e ti richiama al quotidiano, alle esigenze, quindi ti fa pensare un po' meno magari ai massimi sistemi e un po' più alle esigenze. Grazie Assessore Andrea De Checchi di essere stato con noi. Pubblicità.
meravigliosa orchestra di giovani dei 12 ai 22 anni accogliamo dei graditissimi ospiti, il dottor Maurizio Scassola, segretario regionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno dottor Scassola, è un pezzo che non ci vediamo, mi fa piacere averla ospite. Buongiorno. Ben ritrovati. Grazie, e saluto anche la dottoressa Katia Morellato, medica di pronto soccorso, referente percorso di tutela delle vittime di violenza ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie anche a lei, dottoressa Morellato. Buongiorno Mirella. Allora partirei proprio da lei, dottoressa Morellato, per far capire che ci sono invece dei giovani meravigliosi. Forse sono esempi che si vedono poco, ma li abbiamo anche a Treviso. Siamo fortunati ad avere questa meravigliosa orchestra di ragazzi creata dal mitico Tullio Giacomini, questo uomo che si è rimboccato le maniche e ha dato un percorso diverso per questi giovani, con la musica e la cultura. Forse è quello che ci siamo dimenticati, quello di far capire a questi ragazzi il rispetto della persona, il rispetto della comunità. Ecco, forse più esempi anche nelle scuole o anche fuori delle scuole, nei nostri teatri che abbiamo, per cercare di far capire che forse la cultura può far sì che il ragazzo cambi percorso, questo uomo riesca a capire il rispetto della propria compagna. Cosa sta succedendo? Ormai è una cosa incredibile tutti i giorni. Prego, dottoressa Morellato. Intanto Mirella, sì, lei ha ragione, serve l'esempio, questa è la parola chiave. I ragazzi, ma come tutti noi, impariamo non solo dalle parole, perché le parole a volte sono anche vuote e spesso non corrispondono ai fatti. In realtà, se noi dimostriamo quotidianamente con il nostro impegno, le nostre azioni, che alcune cose si possono fare, che rispettare l'altro e l'altra da sé è fondamentale per poter vivere meglio anche noi stessi, per essere più tranquilli e più sereni. Se noi aiutiamo anche i giovani a comprendere cosa significa il rispetto all'interno delle relazioni, all'interno delle coppie, e poi questa cosa può essere utile non solo appunto per le relazioni affettive, ma anche per il lavoro, perché quando un giovane poi si trova nel mondo di lavoro, ovviamente la realtà è un po' diversa da quella che vive all'interno della famiglia. Io ho una figlia di 20 anni che adesso sta iniziando un percorso anche di tirocinio per il suo percorso professionale, e quindi mi riportano queste difficoltà, e il fatto che confrontarsi con altre persone è comunque un dono, perché ci permette di comprendere meglio anche noi stessi. Questo ci aiuta poi nelle relazioni, perché ci aiuta, ripeto questa parola, a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'altro e dell'altra. Non sempre dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che ci viene detto, non sempre possiamo anche farci piacere le persone che abbiamo intorno, ma dobbiamo imparare a collaborare. Credo che i ragazzi abbiano una grandissima potenzialità, spesso li sottovalutiamo perché siamo convinte e convinti che tanto glielo diciamo noi quello che devono fare, poi si vedrà. In realtà è compito nostro, di noi adulti, aiutarli a fare un percorso corretto di consapevolezza. La consapevolezza poi a ognuno avviene in base alla propria sensibilità, il proprio percorso anche formativo e culturale, in base alla propria capacità di capire, però insomma dobbiamo anche essere noi per aiutarli. Mi ha commosso tantissimo sentire e vedere insomma quelle immagini del concerto, perché è, come ha detto anche la ragazza che è stata intervistata da lei, Mirella, entrare nella musica e farsi avvolgere, coinvolgere da questo mondo è un'esperienza fantastica. Grazie dottoressa Morellato. Prima di sentire il dottor Scassola abbiamo Lina da Valdagno. Ciao Lina. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Scusami se ti disturbo oggi, ma guarda, volevo telefonare ieri ma non sono riuscita a prendere la linea per parlare dei medici giovani. Ciao Prego. Mirella, grazie e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo telefonare ieri ma non sono riuscita a prendere la linea per parlare dei medici di base. Io ti dico, sono una donna fortunata, ho cambiato medico l'anno scorso a settembre e da allora guarda che viene a casa la dottoressa, è giovane, è una di quelli giovani, ma mi sta dietro come non so che cosa. Io posso solo ringraziare la gioventù, posso dire questo Mirella, perché prima avevo un medico, 4 anni mi mandava da una parte e dall'altra, non ha risolto niente. Ecco, volevo dirti solo questo, scusami se
Ci mancherebbe, non dovete chiedere scusa, ci mancherebbe altro, anzi mi fa piacere averti sentito, Lina. Allora, dottor Scassola, a lei questa spiegazione di questi medici di famiglia, Lina ha fatto bene, sono giovani, bravi, preparati, hanno anche il senso del dovere e del rispetto per il paziente. Poi delle volte ricevo telefonate come ieri o l'altro giorno che ha detto a un nuovo medico di base, una donna, però non riesco a capire perché sta sostituendo quella mia che è andata via 3 mesi in vacanza e non riesco a capire perché visita solo su emergenza. Allora io cosa devo fare? Capisce che bisogna spiegare bene cosa sta succedendo con i medici di base, di famiglia. A lei, dottor Scassola? Ciao Mirella, ben ritrovata. Innanzitutto piacere di essere con voi. Grazie. Sta succedendo una rivoluzione epocale, Mirella, nel senso che c'è un cambiamento generazionale fortissimo, velocissimo, in cui le nuove generazioni che sono ancora in formazione, cioè stanno svolgendo ancora il corso di 3 anni per diventare medici di medicina generale, lavorano contemporaneamente allo studio, perché le necessità assistenziali e i posti vacanti in Veneto, cioè la mancanza di medici, pensa che assomma a 740 aree vacanti. Se tu conti 740 per 1500, tu capisci come la popolazione veneta in una sua parte importante non ha continuità delle cure. E quindi la funzione del medico giovane è una funzione veramente delicatissima, perché deve traghettare dai precedenti medici anziani che sono andati in pensione, costruirsi una sua credibilità, una sua relazione con la persona, e quindi è un impegno molto molto importante. Io vedo tanto entusiasmo nei giovani medici da una parte, però non dobbiamo nasconderci, Mirella, che tanti giovani medici scappano dalla medicina generale anche durante il corso triennale di formazione. Pensa che durante il corso triennale noi perdiamo il 20% di medici e alla fine del corso triennale con il diploma in mano ne perdiamo un altro 20%. Questo perché la professione non è più attrattiva come una volta, e non solo per la pandemia ma per le condizioni organizzative del lavoro, e questo problema stressa molto anche il rapporto medico-paziente, perché i medici oggi non hanno la possibilità di essere sostenuti da una organizzazione di qualità. Questa è un po' la prima riflessione che vorrei fare. Dottor Scassola, ma avrebbe mai immaginato così tanta aggressività di persone con i medici, sia ai pronti soccorsi che negli ambulatori? Cosa sta succedendo secondo lei? Perché non si riesce a capire perché questa aggressività? Ma è la persona che ti deve curare, che ti sta curando, che ha cura di te, che ti prende in cura? Prego. Guarda, voi parlavate prima, purtroppo non ho partecipato al precedente servizio, dei giovani, degli adolescenti, dei giovani, ma fra le fasce di popolazione più in sofferenza sono proprio i giovani, Mirella, perché i giovani hanno subito uno shock potentissimo dalla chiusura Covid, dai 2 anni di pandemia, e poi c'è questo benedetto strumento social, comunicazione, che rende anche molto sterili le relazioni. Prima parlavate delle parole e della cultura. Noi ci stiamo continuando ad arrampicare su singole parole, ma non riusciamo a fare un discorso, Mirella. I giovani hanno difficoltà a leggere un testo, a scrivere un testo, questo è clamorosamente evidente dai risultati scolastici, e noi dobbiamo pensare a loro come a soggetti in questa fase storica estremamente fragili, e dobbiamo parlare con loro, come dicevate prima, con parole adeguate, stimolandoli molto a sviluppare la cultura, la lettura, la scrittura, perché le parole sono il significato anche di quello che abbiamo dentro, esprimono il nostro pensiero, esprimono la nostra cultura, e le nostre parole sono pochissime, sono sterilizzate, e su questo dobbiamo lavorare tutti. La seconda riflessione che faccio, vedete che le professioni sostanzialmente più in sofferenza oggi sono le professioni di aiuto, quindi sono insegnanti, infermieri, medici, operatori sociosanitari. Sono in sofferenza perché? Perché sono coloro che devono assorbire le sofferenze degli altri, metabolizzarle, cercare di esprimere un progetto di aiuto nei confronti delle persone, ascoltarle, e questo è un periodo delicatissimo in cui la nostra aggressività
perché non neghiamoci, anche noi come operatori siamo diventati più irritabili, più insofferenti, e quindi le relazioni interpersonali spesso scattano, si tramutano in aggressività, perché manca proprio il tempo di una relazione e di un ascolto serio. Grazie dottor Scassola per quello che ha detto. Forse tutti quanti dovremmo fare la nostra parte, dottor Scassola, e qua invito la politica a riflettere prima di agire anche in Parlamento. Vedere queste risse, questi insulti, questa aggressività non fa bene. I ragazzi sono delle spugne che stanno assorbendo. Queste persone sono, lo dico tutte le mattine, dottor Scassola, sono padri di famiglia, sono compagni, sono genitori. Capite che non può arrivare questo messaggio. Il messaggio che deve arrivare sono quello che ho fatto vedere, questi bravi ragazzi che credono nella cultura, credono nella comunità. Cosa dice dottoressa Morellato? Proprio, ecco, dobbiamo iniziare dal rispetto della comunità. Uscire di casa, avere rispetto della comunità. Prego. Lei ha perfettamente ragione e concordo con quanto ha detto anche il collega. Le parole, ecco, bisogna usarle nel modo adeguato, nel modo corretto. Dobbiamo cominciare a comunicare un po' meglio con i giovani, perché credo che sia anche responsabilità nostra, noi genitori, insomma noi che abbiamo anche una certa esperienza, non voglio dire una certa età, ma insomma che abbiamo fatto la nostra vita in un certo modo, forse abbiamo fatto qualche errore di comunicazione, perché vedo che c'è a volte veramente un gap, un salto importante fra quello che noi diciamo e quello che poi loro in realtà percepiscono. È vero che molto è filtrato dai telefonini, è filtrato da questi social che spesso li rendono un po' alieni rispetto a quella che è la realtà, ma se noi riuscissimo in qualche modo a penetrare all'interno di questi social e comunicare con loro nella maniera adeguata, magari utilizzando anche altri ragazzi che invece hanno più consapevolezza e sono più preparati rispetto a certe situazioni, forse riusciremo anche a scalfire alcuni problemi, perché al di là di quello che poi succede sulle strade, ricordiamo che anche sui social esiste una violenza, ed è una violenza terribile, terrificante, la cyber violence, che colpisce soprattutto le ragazze, anche i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, e quindi qui si ripete quello che poi quello che succede nella vita reale, cioè la violenza di genere è perpetua ed è costante, e se noi non riusciamo ad intercettarla fa danni terribili anche sulla salute di queste ragazze e non solo delle ragazze, ripeto. Però, dottoressa Morellato, in questi giorni abbiamo visto non solo giovani che picchiano, bullizzano, ma anche mariti di una certa età, anche diversamente giovani. Allora a me viene spontanea una domanda, dottoressa Morellato: ma i figli di queste coppie dov'erano? Cosa hanno fatto per impedire che questo genitore trattasse questa donna, soprattutto delle volte, molte volte anche una donna mite, una donna che cerca di fare la brava moglie, la buona mamma? Perché questa aggressività nel silenzio assoluto di chi dovrebbe intervenire? Che sono i figli, quasi sempre ci sono i figli, ma non sapevo, non credevo, non immaginavo. Ma se tua mamma viene a vivere da te per un periodo e vedi che è in queste condizioni, cercherai di fare prevenzione o sbaglio? C'è questo passare il cerino anche da parte dei figli? Perché noi continuiamo a parlare dei giovani, però questi sono giovani, sono figli che potrebbero intervenire, visto quello che c'è nel mercato che può fare prevenzione e aiutare, eppure non si avvicinano. Prego, dottoressa Morellato. Allora, credo sia molto difficile entrare nelle reali situazioni all'interno della famiglia, anche perché questi figli sono cresciuti verosimilmente in una situazione di violenza, quindi hanno purtroppo assorbito tutto il male che la violenza fa sempre, da quando il figlio è nel grembo della madre a quando cresce e vede il padre magari che picchia la mamma, che è generalmente la figura di riferimento. Questi figli sono oltretutto vittime loro stessi, magari a volte anche di violenza diretta oltre che di violenza assistita, che ricordo è un reato,
e molto spesso per difendersi si allontanano e non pensano mai che il padre o il marito, insomma, della donna possa arrivare a certi livelli. Si pensa sempre che a un certo punto si ferma, no? Perché sono passate tante cose, hanno vissuto tante esperienze, hanno visto magari il padre che picchiava la madre fino a spaccarle le costole, piuttosto che il naso, piuttosto che un braccio, ma poi si fermava. E loro pensano che questa cosa possa capitare ancora, che si fermi. In realtà la persona violenta a un certo punto, soprattutto quando vede che la donna, la partner o ex partner, sta uscendo da quella gabbia che è la violenza, quando comincia a dire adesso basta, vado via, e magari sta lontana, va dalla figlia, va dalle amiche, va in cerca di aiuto, in quel momento si rende conto che ha perso il potere di controllo su quella donna, ed è molto spesso lì il momento in cui scatta la sua voglia di vendicarsi, cioè di ucciderla, perché se non sei mia tu non puoi essere di nessun altro, e siccome sei un mio oggetto io ho diritto, pieno diritto e potere sulla tua vita. Io decido se devi vivere oppure no. Questo purtroppo è una delle mentalità terrificanti che è presente in quasi tutti gli uomini che agiscono violenza e che poi arrivano fino al femminicidio. È compito di tutte e di tutti noi, della società, perché è vero che è responsabilità personale dal punto di vista penale, ma è una responsabilità di ogni persona, di tutti, non solo dei figli che magari appunto hanno difficoltà e fanno fatica a denunciare il padre. Chi l'ha fatto? Chi addirittura è arrivato a uccidere il padre è stato poi anche condannato per omicidio, pur avendo difeso la madre. Queste sono realtà che purtroppo capitano, ne abbiamo purtroppo tante, è stato fatto anche un film recentemente che parla di una vicenda di questo tipo, e quindi bisogna veramente aiutare. Anche i vicini di casa possono fare, se sentono delle urla all'interno di quell'appartamento, di quella casa, e vedono questa donna che spesso esce con i lividi, non possono far finta di niente. Non possono solo chiamare le forze dell'ordine per dire che in quella casa c'è casino e quindi che disturbano la quiete. Devono fare fronte a questa cosa, e la rete, parliamo sempre di rete, di quanto è importante la rete, è composta da ogni singola persona che viene a contatto e conoscenza di questo tipo di situazione, che è un reato e può essere denunciato da chiunque, anzi deve assolutamente essere denunciato. Solo questo permette di togliere quella donna e quei figli che poi diventano adulti, a loro volta purtroppo potrebbero patire le conseguenze. È stato dimostrato che purtroppo chi subisce violenza, anche solo se assistita, può andare incontro a patologie croniche nell'arco della propria vita, o addirittura diventare, nel caso dei maschi purtroppo, a sua volta un autore di violenza, perché quello è l'esempio che ha acquisito, quello è l'unico modo che conosce per creare un rapporto relazionale con un'altra persona di un altro sesso. Questo purtroppo Dottor Scassola, visto che abbiamo anche la dottoressa Katia Morelato, medica di pronto soccorso, c'è qualcosa che non mi torna e vorrei che lei me lo spiegasse. Allora, nel momento che questa persona si reca al pronto soccorso e viene evidenziato proprio una violenza domestica anche importante, con lividi, con percosse, nel momento che viene dimessa, a mio avviso dovrebbe essere informato il medico di famiglia. Il medico di famiglia che dovrebbe fare rete con il pronto soccorso e i servizi sociali, in maniera di mettere un po' in protezione, visto che ancora non si fa, perché è ancora la donna che deve andare via da casa mentre l'uomo rimane là tranquillo e beato nella sua casa, mettere in protezione e cercare di proteggerla anche col mondo del volontariato. Io ho avuto il dottor Gorini ospite, insieme abbiamo pensato su mia proposta di dare ai medici di famiglia un elenco di associazioni di volontariato che possono essere utili nel momento che il medico di famiglia viene a conoscenza di un caso particolare, dando la possibilità a questa persona di rivolgersi a questa associazione. E il dottor Gorini ha detto è un'ottima idea, perché in effetti noi non sappiamo dove mandarli. Delle volte vengono dimessi dall'ospedale ma sono soli a casa e non hanno nessun aiuto. E noi non sappiamo chi mandare. Tanto è vero, ha detto il dottor Gorini, che avevo chiamato il primario per questo mio paziente e volevo rimandarlo all'ospedale, ma mi ha detto guarda che non si può fare. C'è qualcosa che non mi torna, perché ci siamo o non ci siamo
perché se è inutile che ci vantiamo di essere 7.500 associazioni di volontariato, lo dico tutte le mattine, dottor Scassoli, lo dico anche alla dottoressa Morellato, se poi nessuno sa chi fa cosa e quando, perché se tutti facciamo tutto poi troviamo l'anziano o l'anziana morta in casa. Cosa dice dottor Scassoli? Non sarebbe importante anche unire le forze, visto che sta diventando veramente un'emergenza questa solitudine, anche con persone ammalate diversamente giovani o che hanno problemi? Prego, dottor Scassola. Guarda Mirella, in molti posti abbiamo già questa rete che deve essere ovviamente rinforzata, sviluppata, però le reti antiviolenza ci sono, penso, nel comune di Treviso, nel comune di Venezia sicuramente da molti anni, e rappresentano proprio quello che tu hai detto, il tentativo di collegamento con le istituzioni di riferimento, Procura della Repubblica, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le aziende sanitarie e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Perché tutta questa rete che sembra una gran confusione? Perché abbiamo bisogno di tanti punti di vista, come diceva giustamente la dottoressa Morellato. È talmente complicata questa situazione sociale, psicologica, familiare, scolastica, che noi abbiamo bisogno di costruire proprio i diversi punti di vista e conoscere quali sono gli indicatori di sofferenza familiare e di violenza. Questo è uno dei primi principi che noi cerchiamo di fare con i medici di famiglia, quali sono i sintomi, quali sono gli indicatori che devono creare un allarme, un alert, che poi innesca la rete antiviolenza. Questo è una prima riflessione che posso farti. Poi devo dirti che molto spesso, come si diceva prima, la donna non denuncia, la donna non fa querela in pronto soccorso e la donna raramente racconta anche al medico di famiglia quello che è successo. Il medico di famiglia se ne accorge dai segni sul corpo, dallo stress, dai fenomeni di insonnia che improvvisamente insorgono in una persona apparentemente tranquilla e serena. La cosa drammatica, Mirella, dico anche alla collega, è che ci sono situazioni in cui i vicini di casa dicono: ma sono rimasto stupefatto, era una famiglia normale, tranquilla, mai un litigio, mai niente di niente. Sai che questo vuoto, questo silenzio è uno degli aspetti più drammatici della violenza, che noi riscontriamo purtroppo dopo che è successo il dramma. Allora ti rendi conto quanto la relazione sia vuota, quanto le parole non esistono, quanto le relazioni sociali non esistono, non c'è la compartecipazione comunitaria anche. Sono ambienti impermeabili che difficilmente sullo stesso pianerottolo non si incontrano. Su questo dobbiamo lavorare, come dicevi tu, sul concetto di comunità. Io sono profondamente convinto di questo. Le scuole, tornando al discorso dei ragazzi, della crisi adolescenziale e non solo, la violenza verso gli operatori, ecco, sono tutti indicatori di una società che deve riflettere profondamente sulla propria evoluzione o sulla propria evoluzione involutiva e parlare proprio di relazioni. Perché se non parliamo tra di noi siamo ognuno rinchiuso nel proprio guscio ed è difficile risolvere problemi di questo tipo così complessi. Allora, io vedo tanti tavoli di concertazione, tantissimi, però quello che noto è che poi alla fine non si riesce a capire se è centrato l'obiettivo o no, che è quello di ascoltare e di parlare con questi giovani e i loro genitori. Perché se non mettiamo assieme queste due figure, facendo dei percorsi alternativi assieme, io sono convinta che non andiamo da nessuna parte. Se noi ascoltiamo solo il ragazzo, ma non ascoltiamo il genitore, non sappiamo chi è il genitore e perché il ragazzo si comporta in questa maniera. Se noi ascoltiamo solo il genitore, non capiremo mai veramente chi è il loro figlio. Perché si fa così fatica, e lo chiedo anche alla dottoressa Morellato, capire invece che ci vogliono dei tavoli, non degli addetti ai lavori. Io sono stanca di vedere tavoli di addetti ai lavori che se la fanno e se la godono. Noi dobbiamo a questi tavoli far partecipare la famiglia. Noi dobbiamo ascoltare le famiglie, cosa c'è che non va, con i professionisti che abbiamo, cercare di farli parlare, di capire questo guscio, come dice il dottor Scassola, che è chiuso, impenetrabile, impermeabile, prima che succeda quello che poi avviene, l'omicidio, il suicidio, lo stupro.
Perché non si riesce a capire che non è più tra di noi che dobbiamo parlare addetti ai lavori, ma che dobbiamo far parlare queste famiglie, dobbiamo sentire cosa dice la comunità, cosa c'è che non va. Solo col dialogo e cercando di farli aprire riusciremo a fare questo. Cosa dice dottoressa Morellato? Concordo con quanto lei ha detto, però ricordiamoci che adesso spesso le famiglie sono monogenitoriali, spesso i genitori quando ci sono entrambi lavorano e quindi molto raramente hanno o trovano il tempo, almeno così dicono, di poter partecipare a cose altre che non siano la cura della casa, dei figli, siamo 2 o 3 figli perché dobbiamo portarli a danza, a nuoto, a pallavolo, a calcio, a lezione, a catechismo e quant'altro, e quindi fanno un po' di difficoltà. Questo non è ovviamente colpa delle famiglie perché bisogna lavorare, si sa tutti quanto costa vivere, ma forse manca anche quello che viene definito il welfare, cioè quello che è l'aiuto, il sostegno alle famiglie, che potrebbero allora essere anche più partecipative rispetto alle proposte che possono essere fatte dalle scuole o da altri enti in cui ai quali i ragazzi accedono. Parlare poi di certi argomenti si fa, nel senso che vengono coinvolti anche i genitori, anche nelle scuole, quando vengono fatti dei corsi di affettività, piuttosto che quando si parla di violenze. Ci sono un sacco di scuole che parlano di bullismo, molte scuole anche adesso nel periodo, a breve ci sarà il 25 novembre, quindi adesso c'è il fiorire di iniziative in cui tante scuole vogliono che i centri antiviolenza piuttosto che altre persone che se ne occupano vadano a parlare di violenza di genere all'interno degli istituti scolastici, che è una cosa importantissima ma che credo andrebbe fatta periodicamente e anzi deve essere istituita proprio come corso di formazione a tutti i livelli, perché è fondamentale che si cominci a parlare di questa cosa nel modo giusto, da parte di persone formate adeguatamente, e i centri antiviolenza sono il nostro riferimento rispetto a questo, perché è un argomento importante di cui bisogna vergognarsi, di cui bisogna avere paura. Io quando ho avuto occasione di andare in scuola a parlare con le giovani, con i giovani, a fine del confronto, parliamolo confronto perché è stato questo, alcune ragazzine mi hanno chiesto di poter avere informazioni per l'amica, in realtà si capiva benissimo che era per loro stesse che chiedevano aiuto, e questa è una cosa importante, aprire quella porta, perché se loro capiscono che al di là di quello che vivono, che sentono, che magari anche all'interno della loro famiglia percepiscono, di cui si vergognano, perché come ha detto prima il collega, il silenzio, molto spesso le donne rimangono in silenzio ed è un silenzio che loro si impongono molto spesso, perché se parlano sanno che il marito o compagno potrebbe picchiarle selvaggiamente o potrebbe fare chissà che rispetto a loro, anche ai figli, e stanno in silenzio perché si vergognano. Invece bisogna che loro comincino a parlarne, e bisogna parlarne con le persone che sanno fare. Parliamo di rete, l'ho detto prima, esistono in Veneto 26 centri antiviolenza, 27-28 case rifugio, ci sono gli sportelli di ascolto, i vari comuni hanno le commissioni di pari opportunità, ci sono dei tavoli, Treviso c'è il tavolo interistituzionale che coinvolge varie figure professionali, che va dalle autorità, dai centri antiviolenza, piuttosto che centri sociali, farmacisti, medici di famiglia, le scuole addirittura, il pronto soccorso, quindi anche la parte sanitaria pubblica, perché è importante questa rete, ed è importante perché più sono strette le maglie e meno facile è che si sfugga a qualche caso di violenza. Ovvio che non è facile, perché poi l'ultima scelta definitiva, quella sì o no, è della donna. Noi non possiamo imporre a lei, nonostante sia in pericolo di vita, di uscire di casa. Se lei decide di tornare a casa, purtroppo dobbiamo anche rispettare le sue volontà. Ma io ho visto con tanti anni di esperienza che se si fa rete e si cerca di parlare in modo corretto e adeguato, proponendo le varie prospettive di uscita dalla violenza, la donna è in grado di accettarle. Lo stesso fanno i ragazzi. Lo stesso riescono a fare i ragazzi, bisogna però comunicare con loro e nel modo adeguato. Questo è quello che mi sento di dire. E in effetti è quello che ho detto io, parlare più con loro, ecco, parlare con i familiari, solo col dialogo riusciremo forse a capire che questa donna deve anche iniziare a denunciare e non aver paura. Il problema è, dottoressa Morellato, che noi abbiamo messo tante panchine ma non c'è il dopo panchina, perché ne basta una che noi non prendiamo in cura perché non la conosciamo, per avere il disastro totale o avere alla fine lo stupro o l'omicidio. E questo facciamo come molta fatica, perché? Perché siamo nel profondo nord, dottoressa Morellato, abbiamo paura.
ci chiudiamo, non c'è niente da fare. Le case sono recintate con dei muri altissimi, abbiamo paura del diverso, abbiamo paura del vicino, abbiamo paura di tutto, perché è passato il messaggio della paura. I ragazzi, che sono molto molto più aperti di quello che pensiamo, hanno capito questo e molti ne stanno approfittando, perché hanno in pugno la comunità, hanno in pugno i sindaci, hanno in pugno le forze dell'ordine, hanno in pugno quello che è la fragilità. E questo non può accadere, perciò tutti quanti dobbiamo fare un passo in avanti. Cosa dice, dottor Cassola, e cosa dice di quel ricercatore che mi ha detto fra 10 anni, Mirella, avremo tanti di quei medici che non sapremo neppure più dove metterli? Ci dica com'è la situazione. Lei sorride, ma l'ha detto così qui a Sveglia Veneti. No, è vero Mirella, perché ci sono due gobbe che si inseguono. La prima gobba è stata quella pensionistica, no Mirella? Per cui mancano i medici ancora per 2-3 anni, ma poi c'è il ricambio generazionale che si conclude e quindi risaliamo e risaliremo questa gobba cercando di trovare un equilibrio. Quindi io sono ottimista per i prossimi 3-4 anni per quanto riguarda soprattutto i medici di famiglia che conosco ovviamente più da vicino. Volevo però anche introdurvi, anche alla dottoressa Morellato e a te Mirella, 2 riflessioni. Allora, hai giustamente sottolineato come siamo stufi di tavoli di multiprofessionalità intorno a un tavolo rigidamente burocratico e sterile. Non sono mai burocratici e sterili questi tavoli, perché sviluppano sempre qualcosa nelle persone. Una delle cose che dobbiamo sottolineare individualmente è quello dell'ascolto e delle domande, Mirella. L'ascolto vuol dire avere la pazienza di ascoltare i racconti delle persone, avere la pazienza di aspettare 2-3 minuti per raccogliere com'è il racconto e come si sviluppa il racconto, attraverso quali parole. Le parole sono il segnale, Mirella, sono il segnale di messaggio importante e profondo che noi dobbiamo portare in superficie. E il silenzio vuol dire stare zitti, non sovrapporsi al racconto delle persone subito con le prime domande, perché interrompiamo quello che è un racconto delicatissimo e importante. È molto importante capire anche come si comporta la persona, che non è il paziente, perché non porta una malattia fisica, porta un disagio psichico, sociale, individuale, personale, e questo si esprime attraverso il linguaggio anche del corpo. Qui nessuno si può inventare capacità empatiche, bisogna svilupparle, Mirella. Bisogna far sì che i medici, gli operatori tutti sviluppino queste capacità di ascolto e di porre le domande in maniera strategica, mirata, per arrivare a un risultato, per far emergere quelle che sono le sofferenze. Siamo partiti prima, se vi ricordate, dal concetto della parola. Ecco, noi dobbiamo riappropriarci della parola. Io ho letto un bellissimo libro che leggi in 2-3 giorni di Gianrico Carofiglio sulla manutenzione e la manipolazione delle parole. Ecco, noi dobbiamo riscoprire il significato della parola e del fatto di dialogare, di esprimerci, di usare un linguaggio compiuto, di saper scrivere. E il gap fra questa generazione e le precedenti generazioni è anche quello comunicativo basato sulla non parola o sulle parole asettiche dei linguaggi social. Questo, ribadisco, sembra una banalità, sembra l'espressione esteriore di un problema, invece è la profonda realtà che si nasconde dietro il disagio. Allora, visto che abbiamo parlato di parole, andiamo a sentire questo papà che ha subito questo lutto che non passerà mai, incredibile, dell'adorata figlia. Cosa ha detto Gino Cecchettin a Belluno? Andiamo a sentire quei nostri giornalisti che l'hanno intervistato. Partiamo dalla fine, quando dopo oltre un'ora fitta di dialogo, fuori dalla retorica predominante che ci vuole diversi e dunque omologati anche nel sentimento più intimo qual è il dolore, uno studente si avvicina al palco per parlare vis-à-vis con Gino Cecchettin. È l'immagine più forte che riassume il valore della mattinata intensa al Centro Culturale di Longarone. In platea studentesse e studenti dell'Alberghiero e dell'ENAIP con i loro insegnanti per il primo dei 4 eventi organizzati dal Comune di Longarone e dalla Fraternita di Misericordia contro la violenza di genere. Voglio far rivivere Giulia, come posso fare? Giulia
ma lo posso farvi vivere con i racconti, con gli aneddoti che me ne ha fatti vivere tantissimi. Fondamentale l'alleanza scuola-famiglia, lavorare con voi per promuovere l'educazione all'amore, non semplicemente alla sessualità, dirà poco prima dal palco il sindaco Roberto Padrin, introdotto da Giorgia Segato, che con maestria di pana intesse la conversazione con gli studenti che in queste settimane hanno raccolto e inviato le loro domande a Gino Cecchettin. Ho visto molte domande inerenti a Filippo. È un nome che io non ho paura a nominare. E chi era, com'era, e capisco anche il perché di queste domande, perché si vuole identificare, al di là della storia tragica, chi è il profilo di un omicida. E Filippo, afferma Gino Cecchettin, avrebbe dovuto capire che il no di Giulia non era la fine di tutto, perché oggi sarebbero entrambi qui felici. Il papà di Giulia nel dolore vive sua figlia, demonizzando quello stesso dolore va avanti per sé e per la sua famiglia. Io mi ispiro a Giulia, che aveva fatto, diciamo, dell'altruismo e della felicità, della positività uno stile di vita in modo naturale, perché lei era così, e ispirandomi a lei cerco di portare una parola buona. Ecco, io non ho soluzioni, ma magari mi pongo tante domande, ma magari in quelle domande qualcuno rivede qualcosa e riesce anche a fare qualche considerazione. Durante l'incontro c'è tempo e modo per parlare della promozione dell'attenzione verso l'altro, ma anche del patriarcato che domina la nostra società, eppure dell'uso dei social, trappole che ti catturano, spiega Gino Cecchettin, che esorta la platea a non farsi fagocitare dalla tecnologia che allontana dalla vita reale. Come famiglia, fino all'ultimo dei nostri giorni, vivremo con il dolore, ma cercherò di dare anche un minimo di felicità alla mia famiglia, quindi Davide ed Elena potranno in qualche modo godersi la vita con un po' di felicità, sempre riportando Giulia nel cuore, che era una ragazza felice, e quindi ecco, cerchiamo di far sì che da questa tragedia nasca qualcosa di positivo per poter anche sorridere. Allora, sentiamo come commenta la dottoressa Morellato una cosa importante che ha detto questo papà Cecchettin, quello che ha detto il dottor Scassola, la parola, l'importanza della parola, del dialogo. Questi ragazzi che si avvicinano, che vogliono sapere com'era questo ragazzo, sono curiosi, il profilo, dice Cecchettin. Prego, dottoressa Morellato. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di ascoltare il papà di Giulia quando è venuto a Castelfranco a presentare il libro durante una serata, insomma, e sono stata molto colpita dalla pacatezza del suo comportamento, del suo atteggiamento così aperto anche alle domande, nonostante fosse difficile e doloroso per lui, immagino, insomma, come genitore, come genitrice, anzi, ossia e a dare risposte. Quando lui ha accennato al fatto che molti chiedono com'era Filippo, è perché purtroppo capita spesso che si voglia identificare chi ha agito un femminicidio o un omicidio come qualcosa di diverso, lontano da noi, cioè il mostro. Il mostro è quello che nelle storie, quando sei piccolo, ti raccontano, no? Con la faccia verde, gli occhi grandi, le orecchie lunghe, che ne so, la coda, i peli, queste cose qua. Ma in realtà Filippo è un ragazzo come tanti altri e quindi è difficile riconoscere i Filippi che ci sono in giro. Ed è questo che spaventa. Perché siamo tutti propensi a dire vabbè, quello ha quel tipo di caratteristiche somatiche piuttosto che comportamentali e allora è il mostro, quindi io non sono come lui, per cui io mi tiro fuori. La interrompo un secondo solo, dottoressa, perché sennò mi cade la linea, già fanno fatica a prenderla. Gianpietro, sì. Abbiamo Gianpietro. Ciao, buona giornata. Ciao. Gianpietro Pesce a Campagna Lupi a Venezia. Buongiorno a tutti. Queste cose qua, secondo me, succedevano sì, però molto meno. Non è una mia domanda che porrò, dopo se volete rispondere, comunque sono qua in ascolto. Che sia causato anche dai 2 anni di lockdown, queste cose qua, che le violenze sono aumentate ancora di più. Penso io, dopo non so perché non è che me ne intenda tanto, comunque dico nel mio pensiero che lockdown ha aiutato a portare sulla violenza,
ai mariti, ai mogli, tutto quello che viene dietro. Dico io, Grazie Gianpietro, ti risponderà subito la dottoressa Morellato e dopo anche il dottor Scassola. Prego dottoressa. Allora, no, concludo solo col discorso del mostro, che purtroppo siamo tutti propensi a pensare che chi agisce così è una persona diversa. In realtà sono uomini che sono come tutti gli altri, purtroppo incapaci di gestire appunto la frustrazione di un no, di un rifiuto. Per quanto riguarda i numeri, in realtà no, io posso solo, e lo dico, insomma, intanto anche i numeri della nostra azienda sanitaria, la marca Trevigiana 2 per cui io lavoro, e anche prima del lockdown avevamo numeri alti e sono rimasti più o meno costanti, tranne il periodo della chiusura totale del 2020, poi per aumentare nuovamente. Questi dati sono quelli anche forniti dall'Istat, perché la violenza non è una cosa che è nata adesso perché se ne parla, è sempre esistita, solo che prima non se ne parlava, semplicemente. Sentiamo il dottor Scassola, prego dottor Scassola. Sì, sono assolutamente d'accordo con la dottoressa Morellato, assolutamente d'accordo. In fin dei conti il lockdown ha bloccato tutto, le relazioni anche, le ha compresse, ha impedito i rapporti sociali, però non ha stravolto quello che è l'assetto sociale, psicologico della nostra popolazione o dei nostri ragazzi. Sicuramente ha creato disagio, probabilmente ha slatentizzato, cioè ha reso più evidente, ha portato in superficie delle situazioni che già erano ai limiti dello scoppiare, però credo che il lockdown abbia avuto anche sia anche un'occasione di riflessione rispetto a quello che abbiamo passato e che stiamo passando. Stiamo parlando molto tra di noi, grazie anche a te Mirella, grazie alle trasmissioni, grazie anche ai giornali. Dobbiamo stare attenti di non voler trovare il mostro a tutti i costi. Questo è importante, è quello che diceva la dottoressa Morellato. Ognuno di noi dentro ha le proprie bombe, i propri vulcani, le proprie inibizioni, i propri stress, e con l'intelligenza, con la famiglia, con la cultura, con le buone compagnie, ecco, riusciamo a moderare e a soffocare quelli che sono gli istinti un po' quelli più aggressivi. Ci sono persone che questi strumenti non ce l'hanno, Mirella, questi strumenti sono primitivi, hanno bisogno di esprimere fisicamente o con l'aggressività delle parole, dei comportamenti, le loro inquietudini. Su questo, ripeto, dobbiamo saper cogliere quelli che sono gli aspetti di allarme. E allora, avendo una visione da diversi punti di vista, credo che ci sia la possibilità sempre di poter cogliere quegli aspetti così che stanno sotto la cenere. Credo che sia molto importante la cultura, tornando al discorso che facevamo prima, le letture, il confronto sulle letture, il parlare e analizzare le letture. Tu sai che uno dei problemi più gravi che hanno gli studenti oggi in Italia in generale e alcune zone d'Italia in particolare è l'interpretazione di un testo. Quando siamo a questo livello noi dobbiamo capire che quello non è un'espressione banale di un disagio, quello è la conseguenza di una mancanza assoluta di capacità di confronto, di ragionamento, di analisi e di esprimere con le parole e con il pensiero quello che viviamo. Dottore, la fermo un secondo, se no cade la linea. Abbiamo Vittorio da None Veneto. Vai Vittorio. Niente, è caduta la linea, mi dispiace. Prego, dottor Scassola. No, avevo finito Mirella, era proprio questa però, dottor Scassola, volevo... è anche vero però, e lo dico anche alla dottoressa Morellato, che forse non abbiamo il coraggio di dire quello che ascoltiamo. Questa ragazza che si confidava con le amiche, non coi genitori, dicendo che questo ragazzo la assillava. Queste telefonate incredibili al cellulare, questi pedinamenti. I segnali ci sono, dottor Scassola, è inutile che ce lo dicano, i segnali ci sono tutti. Il problema è che non vogliamo sentirli e vederli, non è un mio problema. Non lo sento, non lo dico a nessuno, l'ha detto a me, ma io non lo dico a nessuno. Mentre sai benissimo che dovrebbe dirlo a qualcuno. Questa ragazza che si è suicidata e questo ragazzo che si è suicidato sapeva benissimo cosa aveva passato questo ragazzo all'interno della scuola, come lo umiliavano, come lo mortificavano, come lo canzonavano. Eppure nessuno si muove. Io non ci credo che nessuno sa.
Siamo noi che non vogliamo metterci in mezzo. Mino vo combatta, il famoso detto veneto, dottoressa Morellato, mino vo combatta. Esiste anche su quei ragazzi anche colti, ragazzi che non è che siano proprio sprovveduti. Il problema è che non ci si intriga. Ecco, è un problema suo e non lo dico neppure al suo papà. Ecco, lo so io, ma sto zitta. E questo silenzio mi fa paura, dottoressa Morellato. È un silenzio che continua anche nei giovani, purtroppo, perché sono chiusi, non li abbiamo ascoltati abbastanza. Non li abbiamo ascoltati. Io quando sono andata su questo istituto scolastico, finalmente che è riuscita a parlare una ragazza, finalmente ho detto io, la prima cosa che ha detto ai suoi insegnanti ha detto: ascoltateci, perché ognuno di noi ha qualcosa da dirvi, ascoltateci. Io ho battuto le mani, sono stata l'unica, non le dico la dirigente come mi ha guardato, e sono andata ad abbracciarla. Perché non li ascoltiamo? È inutile che andiamo a raccontarci le favole. La prevenzione la dobbiamo fare tutti assieme. È inutile che ci vediamo una cosa e ci voltiamo da un'altra parte perché abbiamo paura. Non andremo da nessuna parte con questo comportamento. Non ce la faremo a superare questo muro che hanno messo i ragazzi. Non riusciamo a capirli, non parliamo la stessa lingua. È inutile che ce la raccontiamo tra di noi, loro non usano questa lingua. Sono loro che devono parlare e noi ascoltare, non noi parlare e loro devono ascoltare. Non deve funzionare così, dottor Scassola. Sono loro che devono partecipare a questi tavoli e noi sederci ad ascoltare e capire come possiamo aiutarli. Loro sono stanchi di non essere ascoltati, non hanno parola, pochi, i fortunati, quelli che hanno il coraggio di dire beh, ci sono anch'io. Quel ragazzo che è riuscito ad arrivare a Giulio Cecchettin, che l'ha guardato in volto, quanti si sono alzati? Uno, perché ha trovato il coraggio, no, io questo uomo lo devo guardare. Quanti avrebbero voluto voglia di parlare col papà Cecchettin? Eppure c'è questa forma di ritrosia. Prego, dottoressa Morellato, poi vi saluto. Allora, sono stata giovane anch'io, adesso sono diversamente giovane e mi ricordo che se qualche amica mi confidava un segreto non andavo subito a parlarne con i suoi genitori. Penso che questa sia una cosa che ci accomuna nelle diverse generazioni. È pur vero, come ha detto lei, che dobbiamo imparare, e l'avevo anche detto anche prima anch'io, a comunicare con i ragazzi usando un linguaggio che sia più comprensibile anche per loro e dare loro parola. Non è facile, come adulti noi spesso ci poniamo dall'alto della nostra esperienza come quelli che devono insegnare e non tutti noi adulti, metto in mezzo anche me per certe cose, siamo disposti ad accettare che uno più giovane ci venga a dire cosa dobbiamo fare, come dobbiamo farlo e perché. Lo vedo anche nel mio ambiente di lavoro, quando arrivano colleghi e colleghi più giovani, io ho sempre la curiosità di sapere cosa ne pensano, perché sono convinta che il loro apporto, anche se non hanno l'esperienza, hanno però maturato una certa cultura che magari a me è passata di mente perché sono passati tanti anni dalla mia laurea, per cui possono comunque insegnarmi qualcosa e credo che questo debba essere riconosciuto ai giovani. Io vedo che quando c'è la volontà anche da parte nostra, di adulti, di metterci sullo stesso piano, non sopra né sotto, ma al loro fianco, riusciamo a costruire un rapporto di fiducia, di stima e di collaborazione. Abbiamo Maria da Valdagno, scusi dottoressa, ma vede come funziona, se no cadono le linee. Vai Maria. Buongiorno, sono Maria e volevo dire solo una cosa. Forse è meglio guardarci noi di un'età di sopra i 60 anni, perché sopra i 60 anni tu vai in qualsiasi posto, in qualsiasi sala d'attesa, in qualsiasi bar, ci sono persone sopra i 60 anni che hanno sempre il telefonino in mano, non chiacchierano, non scambiano le loro idee, non fanno niente, solo col telefonino. E questo è brutto perché mi ricordo i miei tempi, tanti anni fa, che non c'era il telefonino, si andava in qualsiasi sala d'attesa, ad esempio il medico, ci si scambiava le opinioni, si parlava di nostri figli, i nostri problemi e si scambiavano le idee e qualcuno ti suggeriva come fare col comportamento anomalo del figlio. Adesso questo non c'è più, mi dispiace. Buongiorno. Grazie Maria cara, socializzare anche in ambulatorio medico, cosa dice dottor Scassola? È vero quello che dice Maria, molto chiusi, tutti chiusi, ragazzi chiusi, noi chiusi, poi succede il finimondo, prego.
È assolutamente vero, è esperienza quotidiana. Quando andiamo in trattoria, al ristorante, ci sono coppie al lume di candela, ognuno col proprio telefonino che osserva continuamente il cellulare, le email, i social. Ecco, è una distorsione veramente delle relazioni che riguarda trasversalmente tutte le generazioni e non soltanto gli adolescenti. È ovvio che gli adolescenti, avendo una fase di sviluppo per definizione critica, delicata, fragilissima, hanno questo amplificatore del loro disagio, sono sicuramente isolati rispetto al mondo esterno e, come si diceva prima, vivono in buona parte in questo mondo virtuale, però il problema è generalizzato. E questo impedisce anche del colloquio tra le generazioni, questo sicuramente è vero. Grazie, devo chiudere purtroppo perché ho forato anche nella seconda ora. Saluto dottor Maurizio Scassola, segretario regionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, grazie di essere stato con noi. Grazie. Saluto anche da Castelfranco Veneto la dottoressa Katia Morelato, medica al pronto soccorso, referente percorso di tutela delle vittime di violenza ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottoressa, grazie veramente, pubblicità. Grazie. La casa completamente dipinta di azzurro, un'enorme scritta tridimensionale con il nome Ettore e poi decine e decine di palloncini a ricoprire il prato. Federico Lucchetta ha deciso di sfruttare le sue capacità artistiche per festeggiare la nascita del secondogenito, venuto alla luce la notte del 18 settembre. Il papà di Soligo non è nuovo a installazioni del genere. Già nel dicembre 2020 aveva deciso di accogliere l'arrivo di Vittoria in modo originale. Dove avevo fatto una cicogna gigante, eravamo sotto il periodo del lockdown e c'era proprio veramente la necessità di qualcosa di nuovo. Mi sono trovato di fronte alla necessità quasi di trovare una soluzione, ecco, di trovare una bella soluzione per questa nuova nascita. Però non volevo essere banale, non volevo che tutto dovesse fermarsi a una cicogna. Ho pensato a una cosa anche semplice nel suo perché cambiare colore a una casa è una cosa che uno può fare sempre. Però ha destato un grande interesse, soprattutto anche nei membri della famiglia che sono rimasti entusiasti e naturalmente mi hanno preso per pazzo. Grande sorpresa in paese, ma anche e soprattutto per mamma Francesca al ritorno a casa dall'ospedale con il piccolo Ettore. Mi sono visto di dover tornare in ospedale perché si è messa a piangere, era disperata, non riuscivo a capire se era disperata per la casa dipinta, penso di sì. In 2-3 ore, grazie all'aiuto di amici, la casa è stata trasformata. Questa è stata la grande emozione che io ho avuto e ho voluto manifestare, diciamo, tramite questo gesto. Una gioia condivisa con gli altri cittadini di Soligo, anche se non sono mancate delle critiche. Sono normali, dice Federico, quando si fa qualcosa di diverso. Penso sempre una cosa, che soprattutto nelle cose belle bisogna farle. Bisogna realizzarle, prendersi le responsabilità di quello che si è fatto, ma soltanto così si riesce a trarne una soddisfazione. L'installazione resterà così ancora per qualche giorno. Era semplicemente un messaggio questo, quindi una cosa del tutto sistemabile, con poco, come in 3 ore l'abbiamo fatta, in 3 ore la facciamo, la ripetiamo. Allora, visto Sindaco Perenzin come l'abbiamo accolta questa mattina con l'azzurro del cielo, questo uomo che parla alla comunità, che fa partecipare la comunità, sono messaggi bellissimi. Saluto anche Umberto Tronchin, presidente Auser Treviso, che è qui in presenza vicino alla Mirella, grazie anche al presidente Tronchin. Allora, Sindaco, quanto importante è partecipare con la comunità, per la comunità, far felice tutti quanti, un evento lieto. La vedo arrabbiato, dove è stato fino adesso? Sindaco, guardi che lei si vede, sa che alla Mirella non sfugge niente, abbiamo un sindaco arrabbiatissimo come piace alla Mirella, fate bene a arrabbiarvi e poi spiegheremo il perché. Prego Sindaco. No, non sono arrabbiato, solamente che la mattinata è impegnativa come puoi immaginare e quindi gli appuntamenti sono uno dietro l'altro, per cui ci sono sempre tanti pensieri, ecco, amministrare non è mai facile, non è semplice, quindi tante volte ci troviamo un po' sovrappensiero. Io non mi arrabbio mai
per una questione mia personale, perché non vale la pena arrabbiarsi, perché significa fare del male a se stessi, quindi la prendo molto sportivamente, ecco. Allora, cosa dici di questa Casa Azzurra e della comunità, la comunità che si apre, che partecipa? Prego. Sì, allora diciamo che al di là poi dell'aspetto anche mediatico che ha avuto questa casa, sicuramente è una nuova vita e quindi viene accolta benissimo in paese. Questo genitore è un artista molto particolare e quindi ha voluto, diciamo così, stupire non solo la sua moglie e quindi dare il benvenuto al piccolo, ma anche tutta quanta la comunità. Per fortuna abbiamo ancora momenti come questi dove magari ci concentriamo più a parlare su questo tema, quindi sulle cose belle, piuttosto che nel grigiore quotidiano dove spesso siamo costretti a vivere, quindi ben venga. Tra l'altro questa è una nuova nascita e io sono ben felice quando nascono nuovi bambini, tant'è che se chi passa per Farra di Soligo, nell'atrio del municipio ad accogliere i nuovi nati c'è un cuore gigante con tutte le fotografie dei nati nel corso dell'anno, proprio per accogliere questi nuovi cittadini alla comunità e quindi renderli partecipi, quindi una bella iniziativa, come sono tutte quante belle iniziative quelle poi legate anche all'aspetto della nascita, perché è un momento di gioia, un momento di festa non solo per la famiglia ma anche per la comunità stessa. Allora, siamo partiti con un lieto evento, però poi capirete perché il sindaco ha detto che non si arrabbia, ma quando è arrivato l'avete visto, perché ci sono i tagli che lui ha denunciato pubblicamente. Non si può continuare così, non si può stare zitti, perché noi dobbiamo dare risposte alla comunità. Il cittadino si avvicina al suo sindaco, spera di avere una risposta. È l'unico posto dove spera di essere ascoltato e ancora viene ascoltato, anzi se non va in municipio lo trova per strada o al bar, lo ferma perché sente il sindaco un amico, sente una persona che anche se dice no ma almeno lo ascolta, dopo c'è il vuoto, c'è la noia, non c'è più niente, non arriviamo in provincia, non sappiamo neanche se ci sono o se non ci sono, adesso sono i nuovi eletti, vedremo, ma non mi sembra che cambierà più di molto. Regioni non ne parliamo, sono tutti in campagna elettorale. A livello nazionale, men che meno, abbiamo sentito la finanziaria. Ecco, sindaco, cosa ne pensa? Guarda, hai detto benissimo e i temi toccati meriterebbero veramente giornate intere di discussione. Io da diversi anni dico che forse sarebbe il caso, prima di fare anche certe operazioni di bilancio o di tagli, di parlare con i comuni, di parlare con i sindaci, ma con i sindaci non delle grandi città, ma con i sindaci dei piccoli comuni, come può essere Farra, come possono essere, com'è la maggioranza delle comuni. Noi quest'anno abbiamo avuto un ulteriore taglio di 30.000 euro e questo sarà costante fino almeno al 2028. Sono cifre impegnative. Perché uno dice sì vabbè 30.000 euro, no, 30.000 euro sono cifre impegnative, perché teniamo presente che comunque è tutto aumentato, anche i costi per le opere pubbliche piuttosto che per il sociale sono aumentati in una maniera incredibile, quindi quando poi noi dobbiamo andare a dare delle risposte o a costruire un bilancio dobbiamo fare conto di queste mancanze. E inizia a essere veramente complessa la questione. Io ho sollevato il problema nei giorni scorsi dei fondi del PNRR, perché tutti si riempiono la bocca con i fondi del PNRR come se questi piovessero dal cielo e ci arrivassero a bizzeffe. Ragazzi, guardate che i comuni stanno anticipando quelli che sono i fondi che ancora dallo Stato non ci sono stati erogati. Se noi andiamo avanti così, i comuni che hanno preso i fondi del PNRR e si trovano anche a dover anticipare quelli che gli sono stati assegnati perché lo Stato ancora non li ha erogati, andiamo davvero in difficoltà con la cassa. Cioè sto realizzando un'opera pubblica di una scuola da 4 milioni e 100, ho preso un finanziamento del PNRR di 3 milioni e 100, ho pagato all'impresa già 1 milione e 6, di questo 1 milione e 6 700 e rotti mila euro sarebbero fondi del PNRR che in questo momento ho anticipato io. Cioè
È vero che arriveranno, perché sono fondi che sono stati assegnati, ma lo slittare e il continuare a mandare avanti e non rispettare le scadenze, non da parte dei comuni, che si trovano costantemente davanti al computer ad aggiornare dati su dati, controdati al Ministero per dare gli stati di avanzamento, perché anche il tema della burocrazia potremmo aprire un altro tema. Io ho l'ufficio tecnico di cui 2 persone che sono perennemente davanti al computer ad aggiornare tutta la questione, le scartoffie da mandare a Roma. Cioè non si va da nessuna parte così. Allora poi quando tu hai il cittadino che viene qui e ti dice: sindaco, ho un problema, una strada da sistemare piuttosto che una luce, e tu gli dici non riesco, è anche difficile da spiegare, perché ti dice: ma scusami, ma come non ce la fai? Ma perché? Hai preso comunque i soldi dall'altra parte? Sì, ma se poi i soldi devo anticiparli io con i soldi di cassa, ma dove andiamo a finire? Sentiamo cosa dice anche Umberto Tronchin, presidente Auser Treviso. Sa, quando lei parlava, Tronchin ha detto: sindaco, magari vediamo se arriveranno sti fondi, perché c'è anche perplessità quando arriveranno, come gli alluvionati. Intanto fai la domanda, fai le fotografie, poi ciao, vedremo. Prego, Tronchin. Intanto complimenti a quel papà che ha fatto questa casa azzurra, e io mi auguro che ci siano tante case azzurre e tante case rosa, perché il problema demografico è piuttosto pesante. Io non commentavo in modo negativo il PNRR, ma se l'altro giorno è uscito il dato che su 120 miliardi ne sono stati spesi 9 e dobbiamo chiudere entro il 2026, e poi le pratiche che il sindaco diceva adesso sono le pratiche, il continuo aggiornamento di stati di avanzamento non si chiude mai. Io ho grandi difficoltà a pensare che arriveremo a spenderli, e soprattutto che arriveranno con la solerzia e la velocità che serve. Tutto questo si traduce non solo nella vita normale dei cittadini, ma anche nell'affrontare i temi sociali. Cioè non c'è uno straccio di progetto che riguarda le persone adulte e longeve, non c'è uno straccio di progetto che interviene sulle precarietà delle persone che hanno delle fragilità in casa, non c'è uno stato di progetto sociale che guarda ai bisogni veri delle persone quando invecchiano, ma anche alle persone giovani. Non è un dato che mi invento io, quando abbiamo i ragazzi che o fanno i pendolari o non possono più studiare perché gli affitti sono questo, e questo è il nostro futuro. Questo è il futuro di un paese civile che vuole essere un paese che è arrivato a un grande livello di sistema economico, ma che rischia di perderlo. Noi siamo in presenza oggi perché non diamo servizi e assistenza a una denatalità fortissima. Non ci sono servizi, ma soprattutto io che per tanti anni ho fatto sindacato mi rendo conto che o interveniamo sulle politiche contrattuali anche per garantire i permessi alle persone che decidono di avere dei figli, papà e mamme, o non andiamo da nessuna parte. Molto spesso non è un problema economico, è un problema di tempo, molto spesso è un problema di stai a casa tu e devo lavorare io. Questo è l'atteggiamento che viene vissuto. Allora ci sono delle proposte che noi abbiamo anche avanzato, perché oltre a essere un'associazione di volontariato ci preoccupiamo in quanto cittadini attivi, consapevoli, che ci mettiamo tutti i giorni a disposizione delle comunità. Ci troviamo a dover parlare anche di temi che sono quelli che probabilmente a qualcuno potrebbe dire non interessa. No, non è vero, perché avere un nipote, consegnare la staffetta della propria vita a qualcun altro, secondo me è un motivo che rende reale quello che io ho fatto nella vita, no? Lo consegno perché sono arrivato là, e ci deve essere qualcuno che raccoglie il testimone. Io non vedo più il testimone, vedo la gente che va a lavorare all'estero, laureati in Italia, non trovano lavoro, hanno proposte ridicole e per cui decidono di abbandonarci. Il Veneto è una di queste regioni. E poi c'è tutto l'aspetto sociale. Noi ci troviamo come associazioni, ne parlavo l'altro giorno a un coordinamento anche di Volontari Insieme. Le associazioni sono in grandissima difficoltà a dare i servizi che vengono richiesti, anche il semplice trasporto. Cioè passiamo da associazioni a Treviso, io, ma anche altri come Auser, ma anche altri mi dicevano che da 2 o 3 mezzi ne hanno 7-8 e non riescono a dare i servizi, e sempre di più
si apre un conflitto se dobbiamo essere impresa sociale o volontariato, se i sindaci che già oggi sono in difficoltà devono pagare l'impresa sociale o le cooperative sociali per fare alcuni servizi che hanno dei costi elevatissimi e magari durano un quarto d'ora, tipo l'accompagnamento a scuola, va bene, che non sono strutturabili in nessuna realtà produttiva, io credo che avremo cittadini che rinunciano ai loro diritti, che non saranno in grado di avere la mobilità, la cura, l'assistenza, l'accompagnamento, di conoscere i propri diritti, perché non ci sono più le condizioni per fare questo di fronte a questo sistema. Ecco, io ho sempre invocato, ho sempre sperato che le comunità dei sindaci, che sono effettivamente quelle che vivono in prima persona le difficoltà, perché dicono, va bene, tagliano 300 milioni sul sociale a livello nazionale, poi il sindaco mi dice 30.000 euro nel comune di Fara di Soligo, visto la densità della popolazione che c'è, sono una cifra importantissima per dare servizi. Ma questo si sta mutuando dappertutto. Noi spesso la prima cosa che ci sentiamo dire è: non ci sono le risorse, inventatevi voi qualcosa. Cioè, io penso che la buona volontà ci sia, anche il cuore c'è, anche la passione per fare le robe, anche il sentirsi di dover aiutare gli altri, una comunità che ragiona, che si interroga e dà la possibilità agli altri di realizzare o di adempiere, aiutarlo ad adempiere ai bisogni che ci sono. Ma io credo, insomma, che siamo alla follia ormai, non c'è niente di strutturato che affronta questo tema, e io non sono uno che pensa che questo paese deve diventare un paese vecchio. Io mi auguro che il mondo delle persone adulte diventi una parte importante nell'aiuto alle nuove generazioni. Sentiamo Mattia Perencin, sindaco, come commenta le parole del presidente dell'Auser Umberto Tronchin. Sì, questo è un altro spaccato delle nostre realtà, delle situazioni che si vivono quotidianamente. Per fortuna ci sono anche associazioni di questo tipo che supportano anche gli enti locali, perché spesso e volentieri, come è stato detto poco fa, le progettualità dobbiamo costruirle assieme per cercare di andare a dare delle risposte lì dove lo Stato non arriva, e quindi il problema legato alle associazioni di volontariato, ma così come tutto il mondo dell'associazionismo, è veramente in grossa difficoltà. Primo, perché non si trova più gente disponibile a dedicare del proprio tempo, e secondo perché, come è stato detto, anche a livello burocratico ed economico iniziano veramente ad esserci dei problemi abbastanza seri. Io dico che noi come comunità locali e quindi come amministrazioni comunali siamo fortunati ad avere ancora queste realtà che ci supportano e con la quale si condividono anche dei progetti e dei percorsi assieme, perché è veramente una situazione complessa che si sta andando a creare, e il sociale mai come oggi ha bisogno di avere un porto sicuro o comunque una presenza ancora più massiccia rispetto al passato, anche perché sfido chiunque, nel momento in cui anche noi comuni ci troviamo di fronte a tagli o mancati trasferimenti, nessuno di noi va a mettere mano a tagli sul sociale, anzi andiamo sempre di più ad implementarli, anche perché le richieste sono sempre maggiori. Però è chiaro che, come ho detto più volte anche in passate interviste che abbiamo fatto assieme, non possono essere i comuni lasciati soli ad organizzarsi come meglio credono per cercare di tamponare delle situazioni di difficoltà. Cioè non si può fare dei tagli in scala nazionale e dopo dire intanto vedete voi, arrangiatevi, perché noi siamo la prima linea e noi sappiamo qual è il polso della situazione. Lo ha spiegato benissimo poco fa il nostro amico, cioè è una situazione veramente complessa. Sindaco, la interrompo perché abbiamo Ugo da Treviso, se non mi cade la linea. Vai Ugo. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei sapere quel signore in camicia bianca, l'ho ascoltato per 10 minuti, gli ho sentito solo parlare di diritti, e i doveri dove stanno? Io cito un esempio che potrà sembrare quasi un assurdo: ho 85 anni, dal 2004 sono in pensione, ho fatto l'insegnante per 40 anni, mi sono proposto in alcune scuole come, attenzione a quello che dico, provvisorio supplente fino a ricerca insegnante definitivo. Risposta: no grazie.
Buona giornata a voi. Molto chiaro, ti ringrazio Ugo. Il problema è proprio questo, che non si sa dove qualcuno vuole andare a parare, qual è l'obiettivo che vogliono centrale. Io ho sentito questo l'utero in affitto, non penso sia questo il problema che coinvolge gli italiani nel 2024 in questo momento, Sindaco Perencin. Ecco, prima si parlava di sociale, si parlava di popolazione che diventa sempre più anziana anche con patologie, che ha bisogno di assistenza anche a casa, la solitudine, ma mi sembra che si vada a parare tutta da un'altra parte. Vogliono fare i referendum ma non ci fanno votare sul fine vita, ma ci fanno votare le trivelle che non sappiamo neanche da che parte stanno. Capite che c'è qualcuno che sposta sempre il cerino per non affrontare il problema, questa è la realtà. Allora mettendo davanti qualcos'altro devio il problema, però il problema rimane e si aggrava. E chi è che ne paga le spese? I sindaci, perché sono quelli, come dice Perencin, più diretti, i piccoli paesi che devono dare risposte. Abbiamo liste d'attesa per entrare nell'RSA, ma non mi sembra che ci siano risposte. Abbiamo queste case di comunità bellissime, vuote dentro, perché non abbiamo gli operatori da mettere all'interno. Sono rallentati anche i lavori di muratura. Si è puntato più sul cemento. PNRR, che era nato per il terzo settore, sentite bene quello che diceva Mirella, i fondi erano soprattutto per il terzo settore a 360 gradi, sono stati deviati nel cemento, perché là c'è un grande business, in tasca di pochi, sfortunatamente a scapito di altri. Prego Tronchin. Beh, intanto io ho parlato di diritti primari, per cui parlo di poter fare le visite, poter andare a scuola, poter avere la mobilità o qualcuno che mi accompagna a fare la spesa, per cui non parlo di diritti di altro. Quando facevo il sindacalista parlavo di diritti e anche di doveri, perché sono anche scritti nei contratti, per cui so bene qual era il mondo della scuola. Dico che la questione è sì, insomma, io penso che o c'è un grande progetto sociale e poi con i sindaci noi parliamo di coprogettazione, coprogrammazione, queste cose qui, e molto spesso realizziamo anche delle idee interessanti, ma se poi quando ognuno di noi sale di livello, il livello sopra non ascolta o succedono le cose che dice il sindaco, che i fondi non arrivano, diventa proprio pura architettura dialettica, parlarci fra di noi e condividere, no? Ora, io dico, possiamo cominciare a dire che le cose che un sindaco, una comunità decidono di fare perché sono importanti per quella comunità, perché danno risposte a quei cittadini, sono le cose che poi vengono assunte dal livello superiore della politica e non possono aspettare 200 anni per essere finanziate. Allora io credo che su queste cose si debba aprire una riflessione seria, soprattutto da parte della politica, perché io, che nella mia vita certamente ho le mie opinioni, ma dialogo con 87 comuni della provincia di Treviso tutti i giorni e tutti i giorni parliamo di queste cose. Abbiamo le ULS che ci chiedono di partecipare ai piani di zona, poi li mettiamo dentro, poi non arrivano i finanziamenti. Allora io non vorrei fare accademia, vorrei fare cose perché sono una persona molto pratica. Sentiamo il sindaco Perencin. Sì, come è stato detto poco fa, spesso e volentieri si tende a spostare l'asse del problema da un'altra parte per cercare di parlare di altri temi che non sono sicuramente temi di rilevanza a livello nazionale. Il problema del sociale è un problema e lo abbiamo sotto gli occhi di tutti. Prima è stato citato il tema delle RSA. Il tema delle RSA è un altro dramma. È un altro dramma perché in questo momento qui c'è una grandissima richiesta, non ci sono probabilmente neanche liste d'attesa, nel senso non c'è neanche la possibilità di essere inseriti perché ce ne sono talmente tante le persone che ne hanno fatto richiesta che avremo probabilmente bisogno. Bravo sindaco che l'ha detto, no, li mettiamo nelle case di comunità a sto punto, no? Cerchiamo di metterli all'interno delle case di comunità piuttosto che stiano vuote, cerchiamo di modificare queste case di comunità perché non riusciremo, ci vogliono al minimo 4 anni, ha detto il dottor questa mattina Maurizio Scassola, per avere i medici. Prima di quel tempo non ce ne sono, perciò è inutile che vengano a raccontarcela. Allora andiamo a vedere il Banco Solidale dei Veneti Schiacciati alla provincia di Treviso, visto che il mondo del volontariato sta cercando sempre di dare risposte, di far staccare la spina.
Abbiamo fatto anche il tiramisù, ma abbiamo fatto il pollo diciamo con le erbe aromatiche, abbiamo fatto il sugo per la pasta, abbiamo fatto diversi piatti diciamo così della nostra tradizione. Sono i piatti insegnati ai tanti che ogni mercoledì vengono a rifornirsi di generi alimentari al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi al Sant'Artemio. È il nuovo passo sul fronte della solidarietà nella dignità delle persone. Non solo dare quindi, ma anche formare per utilizzare al meglio le materie prime, incoraggiare con tanti piccoli successi culinari e addolcire magari con queste crostate chi sta vivendo un momento di depressione. Perché noi abbiamo avuto in regalo tanta marmellata e quindi oltre a distribuirla diciamo in settimane alternative abbiamo pensato di fare delle crostate così dopo da distribuirle ai nostri amici che vengono a trovarci. Ed è così che lo chef ha iniziato oggi la lezione sulle crostate. Facciamo delle crostate alla marmellata, che è sempre un prodotto che abbiamo qua al Banco Solidale. Allora si procede per fare una crostata con mezzo chilo di farina, poi abbiamo 200 grammi di zucchero e 200 grammi di burro. Tutti i prodotti presenti tra i bancali sugli scaffali del Banco Solidale che in pochi minuti diventano splendidi dolci in cottura al forno. Semplici dolcezze per un piccolo esercito che ogni mercoledì viene qui nell'ex cinema del Sant'Artemio. Noi seguiamo 97 famiglie, abbiamo nei tesserini eccetera, 97 famiglie per un totale di 270 persone. Italiani sono quasi tutte persone sole, anziane, quindi c'è un problema o ammalate, mentre diciamo così le persone straniere sono anche in 7 per famiglia. Per tutti ora accanto alla spesa solidale c'è un'opportunità in più, imparare l'arte tra i fornelli. Qui manca solo, per fare il tocco, manca solo una spolverata di zucchero a velo. Zucchero a velo. Ed è perfetto. Ma si possono fare anche biscotti con questo impasto? Questo è un impasto base in pasticceria. Con questo puoi fare tutto, puoi fare biscotti, puoi fare biscotti all'amarena. È un impasto base. Gli ingredienti fondamentali: zucchero, farina e burro. Allora Tronchin, come ci saluta questo presidente molto vicino a Mirella, perché quando si parla di volontariato ci capiamo molto bene. Ma io voglio dire solo una cosa velocissima sulle case. Personalmente sono terrorizzato che sulla mia età o sulla mia evolversi dell'età ci sia qualcuno che fa delle aziende. Io penso... Fermo perché non ce la facciamo più, devo chiudere anche con il sindaco. Sindaco, come ci saluta? Uniti più che mai in questo momento. Grazie sia il sindaco Mattia Perencin, sindaco di Faro di Soligo, sia Umberto Tronchin, che inviteremo ancora, presidente Hauser Treviso. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Gâteau di patate. Possiamo distinguere le molte varietà di patata in patate a buccia gialla, a buccia rossa, novelle. Le patate a buccia gialla si adattano in modo particolare ad essere cucinate al forno oppure lesse. In Italia le coltivazioni più diffuse sono Mona Lisa, Primura, Agata, Arsi, Spunta. Ingredienti per 4 persone: 800 g di patate vecchie a pasta gialla, 2 bicchieri di latte, 2 uova intere, 70 g di burro, 60 g di parmigiano grattugiato, 50 g di prosciutto cotto tagliato a pezzetti, 200 g di provola affumicata, 50 g di salame napoletano tagliato a pezzetti, noce moscata, pan grattato, prezzemolo tritato, sale, pepe. Schiacciate le patate precedentemente bollite, salate e pelate con il passapatate.
Quando sono ancora tiepide, incorporate il burro, il sale, le uova, il parmigiano grattugiato e tanto latte quanto ne occorre per ottenere una pasta liscia e spumosa che andrà lavorata con le mani o con una frusta perché acquisti leggerezza. Mescolate aggiungendo il pepe. Il prosciutto. Il salame. Il prezzemolo tritato e una grattugiata di noce moscata. Pirofila ben imburrata e cosparsa di pangrattato, disponete la metà del composto e su di esso uno strato di pezzetti di provola. Coprite con il resto dell'impasto. Cospargete con fiocchetti di burro, un cucchiaio di parmigiano grattugiato e altro pangrattato. Infornate in forno caldo 180-200 gradi. Servite e buon appetito!